Ok, più tardi su Chiacchia Radio parleremo con Francesco Caforio e ci parlerà di una correlazione che lui ha teorizzato fra Platone e il film Matrix. E, tra l'altro è uscita fuori anche nella discussione una storia riguardo i greci che usavano praticamente il dialetto per parlare fra di loro e invece come lingua, diciamo, burocratica usavano un'altra lingua. Credo sia più o meno quello che facciamo noi adesso in Italia, cioè usiamo l'italiano per comunicare con tutta l'Italia nei negozi o che ne so in banca, e mentre nei paesi fra di noi usiamo i dialetti che ancora sono rimasti, tra l'altro sparsi anche dalla cultura greca in passato. Quindi abbiamo parlato tutte di queste belle cose con un finale che è andato un po' a sprofondare nella musica. Francesco non era tanto convinto nel farlo perché è un po' balbetta ogni tanto, ok? Però io non me ne frega niente, perché Chiacchia Radio, se qualcuno vuole parlare deve parlare, e se qualcuno vuole ascoltare lo può ascoltare. Se uno non ha orecchie per sentire, e allora non ci importa. L'importante è che comunque chiunque voglia far sentire qualcosa, voglia parlare di qualsiasi teoria o di qualsiasi idea, può farlo su Chiacchia Radio. Io tra l'altro l'ho capito, quindi senza problemi. Prima di cominciare volevo dirvi che il prossimo ospite di Chiacchia Radio sarà il comico Giorgio Montanini, e poi che abbiamo ricevuto uno spot pubblicitario fatto da un nostro ascoltatore che spiega, diciamo, in un minuto o qualcosa di più, 1 minuto e 10, una cosa del genere, che cos'è Chiacchia Radio. Quindi ve lo facciamo un attimo vedere e poi torniamo alla chiacchierata con Francesco Caforio. Vai! Bello, bello, fatto davvero per bene, grazie. Grazie dell'impegno. Cos'altro devo dire prima di mandare la sigla? Sì, se volete ascoltare le mie composizioni su internet, cose di questo genere, tipo colonne sonore, andate su YouTube, cercate Rob Cavallo Music e niente, ci saranno 200 composizioni. E in più, se volete ascoltare la mia band Heavy Wood e una roba del genere qua, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a suggerirci probabili ospiti che possiamo avere qua su Chiacchia Radio. Vai con la sigla, vai!
Mo ci siamo. Ciao Francesco Caforio, tutti quanti. Applausi. E applausi. Fischi più che altro, Siamo... direi. Allora, niente, prima di andare avanti, eh, oltre al fatto che abbiamo avuto ospiti, no, tipo Pino Aprile, Tony Currenti, Mauro Biglino, è una cosa che ancora non si è capita del podcast è che comunque non c'è bisogno per forza di un personaggio, diciamo, che vende libri o che va in televisione, eccetera, eccetera. Chiunque può andare sul podcast e parlare di qualsiasi cosa che gli viene in testa, di teorie, studi che ha fatto, musica, gruppi. E perché Francè, ultimamente Sì. si pensavano, diciamo, un po' di amici, hanno detto, ah, però è roba abbastanza seria. Cioè, è seria, però non vuol dire che deve risultare sempre come un'intervista di quelle che vedresti in TV. Quando sei nato? Che libri hai fatto? Come... Tutte quelle domande preparate che, capito? Per quello si chiama chiacchieradio, in quel senso. Allora, Francesco, mo stavamo parlando poco prima, e mi stavi Sì. dicendo appunto del dialetto greco. Mhm. Sì, praticamente sia dal punto di vista del dialetto, io non ne capisco in realtà moltissimo. Uno dei miei grandi rimpianti nella vita è stato quello di non aver imparato bene la lingua greca. Mi sono fissato, anche perché noi tarantini, insomma, o della zona di Taranto, eravamo greci. Anche se il dialetto non era lo stesso, perché Taranto è stata fondata dagli Spartani, loro parlavano il dialetto dorico. Invece ad Atene parlavano il dialetto ionico, no, anzi, attico, che è una Allora, variante dello ionico. Dimmi aspetta tutto, un dimmi. attimo. Hai detto Dimmi. ionico. Non sono le scale modali, no, tranquillo. Sì, 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 Non no, c'entra. ma comunque le scale, poi ci torniamo perché le scale modali Certo. ovviamente sono greche, quindi vorrei sapere qualche altra cosa a riguardo. Quindi a Taranto parlavano il dialetto ionico, dicevi? A tanti avrebbero dovuto parlare il dorico perché erano stati fondati dagli Spartani, ma la particolarità è che Taranto fu fondata in modo strano, era una stranezza proprio Taranto come città. Praticamente fu fondata, diciamo, i tarantini erano i figli degli schiavi perché mischiarono un po', non erano solo spartani, ma mischiarono un po' di persone di varie città, e riabolirono le differenze tra schiavi, padroni, cose del genere. Fu un esperimento strano Taranto. Sì. Sta di fatto che dunque in teoria a Taranto dovrebbero dovuto parlare il dorico, ma in realtà era la lingua proprio diffusa il dorico, c'era anche il dorico siciliota, parlato in una certa zona della Sicilia, perché poi il dorico parlavano a Corinto, a Tebe, se non ricordo male, e fondamentalmente l'attico lo parlavano ad Atene e basta, fondamentalmente. Ed era tutto dialetto, cioè il dialetto è la lingua colloquiale, semplicemente, nulla di che. Cioè, da me sono venute persone dicendomi no, si dice vernacolo, che è sta cosa grezza, dialetto, e io era il greco, dialectos, Dialectos in greco? sì, con la K, Ma tu, dialectos. ma tu Sì, sai parecchie cose in greco? Cioè di... purtroppo non tanto ci ho provato. Allora io conosco, per coloro che possono interessati, c'è una cosa chiamata metodo Orberg. Oh? Orberg. Orberg. Sì, per imparare in maniera molto più semplice. Soprattutto lo dico ai ragazzi di scuola, pochi mi hanno dato ascolto, per imparare il latino e il greco in modo molto più semplice, molto più divertente, molto più Interessante. meno faticoso. Ci sono praticamente dei romanzi scritti direttamente nella lingua, o in latino o in greco, con la del quale piano piano, poco poco alla volta, ci si arriva, si impara prima il testo e poi la grammatica sostanzialmente. Prima ed è micidiale perché è accompagnata anche da dei disegni, insomma, ed è la cosa micidiale che quando lui l'aveva inventato non era mica italiano o francese, era mi pare fosse danese. Orberg, quindi per un italiano il metodo Orberg per il latino, quello originale, che poi sono state due persone italiane, per cui Luigi Miraglia adattato per il greco, tutto il mondo dicono che Miraglia sia il più grande latinista al mondo, ma ha fatto questa cosa per il greco. Sì. Per un italiano è praticamente italiano leggere lingua latina per sé illustrata di Orberg. Questa frase in latino non è italiano, però questo presupposto, lingua latina per sé illustrata. È il latino, non è italiano. La differenza che ne accorgi che manca l'accento sul sé, manca l'accento, là capisci che è il latino. Per noi che siamo italiani è una sciocchezza, parto da frasi semplicissime fino ad arrivare
e ti spiega tutto, gli esercizi, ma di una semplicità micidiale, è una lettura che veramente... Quindi il metodo Orberg, sempre. Orberg, sì, la O è barrata, non so come si chiami quella che viene dall'alfabeto. Oh, vabbè, Questa tanto poi micidiale, trovo tutto e li metto tutti i dentro link, la descrizione, sì. descrizione. E io ho provato un po' con il latino, perché anche se io amo il greco, però è più facile partire con il latino, ma poi sto essendo impegnato con gli studi ci dovrebbe essere il concorso per diventare insegnante a fine anno, sono impegnato con quello. Oltre a quello che mi dicevo prima su WhatsApp, io sto tenendo alcune lezioni presso un'associazione di San Giorgio Ionico chiamata Fides, Files? Fides, che in greco vuol dire ragazzi, loro si occupano di ragazzi problematici, disfasie, autismo e cose del genere. Files. Sì, diciamo che poi fanno parte di psicanalisti, psicomotricisti, pedagogisti, cose del genere. Io non lavoro per loro. France, ogni tanto, no, ogni tanto ti sento un po' che ti allontani, se riesci a tenerti più vicino al microfono possibile, è sempre meglio. Ok, più di così non posso. Ah, ok, perfetto. No, ogni tanto sentivo che è robotico, ma mo si sente meglio. Lo so, purtroppo è un microfono di delle cuffie. Adesso va alla grande. Quindi il discorso è che queste lezioni ho tenute tante, prima fu nel 2014, che ho appena presa la triennale, non mi ricordo, 2015, non mi ricordo, ho appena presa la triennale, mi chiesero di una di queste lezioni, me le farai, mi ha tenute un bel po'. Poi una di queste signore mi ha chiesto, ma si fa un corso di filosofia dall'inizio finché cambiamo, insomma, tutta la storia? E perché no? Perché il discorso loro è che per capire i loro testi di psicologia, pedagogia, tutte queste cose qua, senza la filosofia loro non riuscivano a capire nulla. Ed effettivamente poi io quando tengo queste lezioni finisco dopo un'oretta di parlare dell'argomento e attaccano leggendo un testo sugli argomenti loro e ogni tanto si fermano e chiedono ma ci spieghi sta cosa a me? Cioè loro chiedono a me di spiegare, stanno messi male se lo chiedono a me ovviamente. Sono un sacco di cose piene di filosofia, perché se uno legge Freud si rende conto di quanto siano cose dell'800, del Novecento, poi lì perché tutta la discussione sulla psicanalisi, psicologia, psichiatria, insomma. E quindi chiedono a me un sacco di cose, perché poi è proprio pieno, le cose che loro sono piene veramente di filosofia. E così, da una di queste lezioni qua, è tratto l'argomento di cui vorrei parlare a voi oggi. C'è una lettura comparata del film Matrix sulla caverna di Platone, però applicato al discorso sulla musica in generale. In particolar modo io non ho in mente riferiti di heavy metal, ma perché è stato il metal che poi ha fatto conoscere tutta la musica, ma io senza rendermene conto, Roberto. Sì. Senza l'heavy metal non sarei mai arrivato alla filosofia, per quanto gli argomenti non c'entrano nulla. Perché io manco me ne ero accorto, ma il mio percorso che mi ha portato alla filosofia è iniziato con il metal ed è stata una cosa simile al percorso della caverna di Platone e per certi aspetti, date le similitudini. In che maniera il metal ti ha portato su questa strada? È un po' complicato come discorso. Diciamo che c'entra di nuovo una tua vecchia conoscenza, che è Giuseppe. Sì, non so se posso dire il cognome, non lo so. Una volta... no, non si può dire, Scalone. Non si può dire. L'ho già detto. Giuseppe. Sì. Tutti si chiamano Giuseppe, potrebbe essere chiunque. Io vedeva con mio fratello, sì. E altri amici, porto un DVD a casa, c'erano Satriani, non so che concerto fosse. E per la prima volta in vita mia vidi che cos'era la chitarra. Io avevo 11-12 anni massimo. A quei tempi, insomma, non me ne fregava molto della chitarra. Non me ne fregava molto della chitarra. Onestamente, a casa tutti suonavano, io suonava d'oratorio, non è che mi interessasse moltissimo. E tutti dicevano, impara il giro di prima che mi interessava. Ma io vidi che la chitarra si poteva suonare in modo assurdo. Mica me lo potevo immaginare una cosa. Cioè, da lì dissi, no, mi devo mettere con la testa a suonare. Poi qualche lezione mi ha dato in padre, qualcuno dei miei fratelli, poi qualche anno dopo... Hai cominciato a suonare. Qualcuna tu me ne hai dato, ma io già... Ma alla fine io, quando avevo 12-13 anni, non è che sono migliorato più di tanto, nonostante tutto l'impegno che poi mi ricordo a quei tempi, Roberto, mi lancerai un sasso da Perugia che arriverà fino a Montelarano. Io venivo a casa tua a lezione, io non studiavo. Ti giuro, ma perché ero abituato a scuola, andavo a scuola, erano tutti più scapucchioni di me, vuol dire,
E praticamente andavo bene a scuola, nonostante io classe ripetessi, ascoltavo la lezione, poi dal terzo superiore in poi in conto bisognava studiare a scuola. E non avevo avuto bisogno, poi dovetti imparare che bisognava studiare, leggere, fare tutti i compiti, non bastava fare i compiti scritti e far vedere alla professoressa che avessi fatto. Sì. E quindi io praticamente quando avevo la lezione io poco e niente mi esercitavo alle tempi. Invece io da ho fatto tutte e di più, ho fatto anche cose sbagliate. Questa è una delle cose che veramente ha influenzato poi nel mio modo di fare, come devo dire, come mi sono orientato. Quindi è stata la musica metal poi che ti ha scatenato qualcosa a livello di, diciamo, emotivo che poi ti ha fatto portare sulla filosofia? Non esattamente così, in realtà il discorso sta proprio nel modo in cui vediamo se tu hai presente il film Matrix, sì, Matrix, in grosso modo, cioè lo sai benissimo come è fatto Matrix, e forse non so se è la prima volta che si parla di Matrix in italiano su questo canale, no, di YouTube, non lo so. Probabilmente la primissima volta, sì. La primissima volta. Non so se tu hai mai letto La caverna di Platone, ci sono delle analogie a differenza. E poi il discorso è il metal, il fatto che c'è un arco genealogico pazzesco, dal metal tu vai a finire o al ritroso delle origini blues, psichedeliche, progressive, così del genere, o a finire sottogeneri strani come il folk metal, per esempio, no? E tu poi vai a finire alla musica folcloristica vera e propria, celtica o salentina, per esempio. Io sono 5 anni a Lecce, ho scritto anche nei commenti, le musiche della Grecia sono stupende. A parte la questione della lingua greca, di cui sono innamoratissimo, del dialetto, poi c'è il dialetto greco, e salentino c'hanno anche il dialetto greco, grecanico, come si chiama. Sì, sì, sì. Ed è qualcosa di non mai sentito parlato da nessuno, perché i giovani ormai l'hanno perso, così come l'Arbresh che sta perdendo a San Marzano. Sta perdendo. Cosa sta a San Marzano? L'Arbresh, anche a Monteverano c'era, forse anche a Fagiano non te lo so dire, ma ho sentito parlare dell'Albania tarantina. Che noi Monteverano ma come si scrive? Albanesh detto? Guarda, è complicato. Arberesh. Arberesh. Ok. È un dialetto che si parla in varie zone d'Italia, perché noi monteveranesi siamo stati, come devo dire, il Monteverano è stato fondato da dei albanesi che venivano da Fagagnano. Come a Faggiano. Non so Faggiano, se vai sulla pagina Wikipedia di Monteverano non c'è scritto niente della storia. Faggiano qualcosa la trovi, ma che veramente... vabbè, io ho qualche libro sulla storia di Monteverano che ho vinto da piccolo per un concorso di scrittura, ma che niente. Quindi in pratica parlavano un dialetto, cioè ancora gli anziani forse se lo ricordano questo dialetto albanese lì a San Marzano, e in Talento c'hanno il greco. Ma proprio in alcuni paesini, ma è rimasto poco e niente. Le musiche caso stupende. Volevo dire, il metal è più caso ottimo modo per iniziare, secondo me. Per me lo è stato perlomeno. Ma conosce un sacco di musica, dalla più leggera alla più pesante, dalla più tecnica alla più minimale. Cioè, a me piacciono sia Bob Dylan che Cannibal Corpse, per dirti. Sì, hai gusti, diciamo, svariati. Svariati perché la genealogica del metal veramente ti apre. Mi ha aperto a un sacco di mondi. E il discorso è, no? Caverna di Platone, non so se tu hai mai letto in vita tua. Credo di sì, l'avrò letta a scuola e quindi è come se non l'avessi mai letta. Allora, l'allegoria della caverna di Platone, conosciuto anche come il mito della caverna, c'è una ragione per cui alcuni la chiamano l'allegoria, perché non è un mito, perché Platone faceva molto spesso il mito come per narrare le cose personalizzate. Nel caso dell'allegoria è abbastanza originale, forse l'unico caso in Platone, perché all'università abbiamo fatto alcune ricerche, siamo divisi in gruppi e abbiamo fatto alcune ricerche, quando sempre che abbiamo fatto 2 esami sulla Repubblica di Platone, 2, con la stessa docente, che se mi sta sentendomi, vuole mi picchia, mi trova, non ci vediamo da qualche anno, ma mi picchia. La carriera di Platone è stata il 7° libro della Repubblica, poi non c'è stato niente che il giornale, comando. Sì. La Repubblica si chiama così perché in latino Repubblica dello Stato, ma in greco non saprei di preciso come si dovrebbe tradurre. La parola politeia dovrebbe essere l'ordinamento statale, come strutturare lo Stato. Politeia? No, politeia, sì. Polis è la città, insomma, politica. Sì. Dovrebbe essere etimologia, credo. Lui diceva, paragona la nostra natura per quanto concerne l'educazione e la mancanza di educazione a un caso di questo genere.
Pensa a uomini chiusi in una specie di caverna sotterranea. Essi vi stanno fin da bambini incatenati alle gambe e al collo, così da restare immobili e guardare solo in avanti, non potendo ruotare il capo per via della catena. Dietro di loro, alta, di lontana, brilla la luce di un fuoco. E tra il fuoco e i prigionieri corre una strada, salita, lungo la quale immagina che sia stato costruito un muricciolo. Immagina allora degli uomini che portano lungo questo muricciolo oggetti di ogni genere, porgenti dal margine, statue e altre immagini in pietra, e in legno delle più diverse fogge. Credi che tali uomini abbiano visto di se stessi e dei compagni qualcos'altro che le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna davanti a loro? E come potrebbero, rispose, sono stati costretti per tutta la vita a tenere il capo immobile. Se dunque potessero parlare tra loro, non pensi che prenderebbero per reali le cose che vedono? Credo che sia evidente, no? Questo dialogo tra Socrate, che poi non è il vero Socrate, è il personaggio di Platone quasi sempre per i suoi dialoghi, Sì. che però non rispecchia quasi per nulla il parere di Socrate, perché Platone da giovane si faceva molto al maestro, poi a un certo punto è chiamato a discorso non verità dal maestro. Lui paragona l'umanità dei prigionieri in una caverna, e guardi che non ha visto niente che le ombre. Poi per Platone il sole sarebbe la verità, tu non lo puoi vedere direttamente, non lo puoi vedere, non lo puoi conoscere, e le ombre alla menzogna. E quindi lui parla di questo: se un prigioniero si liberasse e guardasse che quelle non erano che ombre di statue, e direbbe: ma no, questi stanno per qualcosa che non va, crederebbe che siano le ombre quelle reali e non la statua. E poi se venisse trascinato, e non si capisce come, Matrix si può dare una risposta, parlo dell'eletto o qualcosa del genere, viene trascinato e salire sopra, fare un percorso lungo e ripido e doloroso per salire sopra, e non solo, e guardare sostanzialmente la luce del sole, e ce ne vuole per abituarsi alla luce del sole. Anche in Matrix Neo praticamente dice: quando magari gli occhi, e dice non Morpheus, perché non li hai mai usati. Non li ha mai usati, sì. E questa è una cosa micidiale, e di tutto il discorso, tutto un percorso per abituarsi a guardare il sole, gli oggetti reali alla luce del sole, ma non il sole, per poter vedere poi la realtà, cioè per quella che era, quindi oggetti normali, insomma, non le ombre. E qui il discorso poi, no? Ma tu potresti mai considerare ombre oggetti reali, dopo che hai visto che quelle erano ombre di oggetti reali, dopo aver visto la luce del sole? Sì, come direbbe Morpheus, non la versione doppiata, certo, da me una ovviamente, volta. ma dice: pensi che è aria quella che respiri, no? Bravo, quando della simulazione in cui fanno un combattimento. la sputurata, sì. Ma poi sì, vai. Il discorso c'è delle analogie differenti, poi alla fine Socrate fu ucciso, già. Poi il filosofo ucciso nella caverna, che sta dentro, avrebbe preso per il culo sostanzialmente, detto proprio francamente, perché non guarderebbe con gli stessi occhi le ombre, come quando Neo ritorna dentro la caverna, scusami, dentro Matrix, sì. Ma io la facevo la spesa, ma io la andavo a giocare, ma io vedeva Matrix con occhi completamente diversi, e se potessero non lo ucciderebbero, perché pure di rompere dai, io vi libero, perché poi uno esce dalla caverna, c'è la missione di liberare gli altri. Morpheus potrebbe uscire, in Matrix potrebbe anche uscire fuori e dire che se ne frega chi sta dentro, invece no, bisogna tornare dentro e liberare gli altri. Se si potessero si ucciderebbe, ma infatti in Matrix poi c'è il traditore, con l'orecchino e il pizzetto, insomma, giusto, traditore Cypher sarebbe. Io, per mia vergogna, conosco di più Matrix che Platone, pensate. Ma guarda, in realtà ci sono delle cose che così completano, perché io per esempio domando di come fanno le persone a vivere nella caverna della nascita, come si nutrono, come si riproducono. In Matrix vengono spiegate un po' tutte queste cose. Anche l'idea di non si capisce chi avrebbe dovuto liberare per primi. Invece il Morpheus può dare una spiegazione, cioè l'eletto, e lì diciamo che sembra una cosa un po' soprannaturale, ma in realtà il sociologo Durkheim, o anche di Durkheim, perché lui era al confine tra la Francia e la Germania, non c'è società senza devianza, c'era quasi inevitabile che un software come Matrix generasse un bug o qualcosa del genere,
qualcosa che potesse farlo praticamente fallire dall'interno. Questo è pure una spiegazione, diciamo, sociologica di come è possibile rovesciare un sistema nonostante il totalitarismo, anche se fosse totalitarismo più rigido, più orwelliano, più staliniano, hitleriano, Sì. tutto quello che vuoi. Cioè, in teoria, ma questa era, sarebbe diciamo, la speranza dell'eletto, cose del genere. C'erano però delle differenze. Diciamo che in Platone, come questi filosofi, non esiste la verità. Il problema, se esiste, non è raggiungibile. Quindi il discorso di Platone non ti offre la figura rossa. È tutto un percorso perché, no, che ti porta faticosamente poi all'accettazione, perché poi Morpheus libera Neo e lo porta alla spiegazione. Nella parte che molto è doppiato. È pertinente, no, quando gli dice la da culo, la come un ciuccio, perché la reazione di Neo è pertinente, perché tu stai dicendo a Neo una cosa che roba del tipo te la devi prendere in quel posto, o che te la sei presa in quel posto, o meglio, la reazione sarebbe stata la stessa praticamente, perché effettivamente dici che tutta la tua vita è una menzogna, tutta la realtà in cui sei vissuto è una menzogna. Pertinente, infatti poi il video che si è fatto finisce con il fotogramma di Neo con la faccia sofferentissima, come se stesse iniziando a prenderla, perché il Neo poi nel film vero praticamente, non doppiato da te. Io praticamente lì si sveglia scioccato, non è possibile. In realtà con Platone c'è tutto un percorso progressivo che si deve abituare a vedere, anche essere un po' fuori scalo da parte del filosofo, perché Socrate, non so se l'ho detto, torciava le persone affinché iniziasse a pensare con la loro testa, non imponeva nessun pensiero, perché Socrate da giovane, da quello che noi sappiamo, anche da quando ce lo conferma, ha provato a fare ricerche scientifiche sul meteo, sul clima, che prendevano in giro perché diceva che non era Zeus a far piovere, ma che erano le nuvole. Allora chi dobbiamo adorare, diceva Aristofane, il commediografo, le nuvole? Questa è tutta un'altra storia, no? Poi rimase deluso perché si rendeva conto che con la scienza non ottieni la verità, si può approssimare alla verità ma non la ottieni. Questo iniziò a aiutare le persone a rendersi conto delle proprie contraddizioni. Alla fine che scocciava la gente, alla fine l'ammazzarono. Poi, una settantina d'anni lo condannarono a morte, poteva anche scappare. Ma quindi un po' da quello che sta dicendo, diciamo che Platone era un po' buddista in un certo senso? Allora, il discorso è questo, il buddismo ne so poco e niente. No, perché per loro, non vorrei dire una troiata immensa, però anche loro pensano appunto che la vita è, come dire, è sicuramente sofferenza, ti devi togliere tutte le robe materiali e arrivarci con un altro mezzo, cioè con la meditazione. È pitagorico. Allora il discorso è questo. La filosofia precedente a Socrate e Platone è una via di mezzo tra il pensiero orientale e la filosofia in senso stretto, perché la cosa che cambia è che da Socrate e Platone in poi ciò che conta sono due cose che si contraddistinguono la filosofia: argomentare, possibilmente su basi logiche, anche se Socrate e Platone avevano già intuito le basi della logica, nel senso che cos'era una contraddizione era chiaro, che un triangolo non può avere 4 lati è chiaro, per dire 2 più 2 non può fare 7. No? Quindi Socrate e Platone, soprattutto sulla contraddizione dell'argomentazione, avevano capito. Poi Aristotele crea la logica e fece un passo enorme nella storia, perché poi veramente fece tanto, perché la logica è stata fondamentalmente aristotelica fino al Novecento, fondamentalmente. Poi dal Novecento in poi è stata una vera e propria rivoluzione di logica. E secondo le tue conoscenze, dimmi. Visto che si è così tanto, diciamo, diffuso tutti questi dialetti greci in Italia, in Sicilia, in Puglia, eccetera, eccetera, come mai non si sono tramandate anche queste credenze filosofiche e invece si è installata la Chiesa a tutta potenza? Allora, il discorso sulla Chiesa. In realtà, secondo un autore credo di fosse di Sala, qualcosa della Grecia in Puglia è rimasto. Sono rimaste cose tipo un fascino, l'ulauro, sono rimaste dalla Grecia e da Roma. Il lavoro è proveniente dalla Grecia? No, allora, da Roma sicuramente, però in realtà, allora, Efialte in greco significa il demone che ricomprime il petto, incubus in latino significa la stessa cosa. Ok? Sì. Il demone che ti comprime il petto
sempre Che con la si siede paralisi del su... Sì, 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 sonno. sì, mi ricordo. Quindi Fialtes, qualcosa del genere, in greco significa il lavoro. Però il fascino deriva dal culto di Demetra. Demetra è Persefone, detta anche Core. Il nome Core è rimasto nella zona di Saba, insomma, fino al 700 più o meno. Ma questo sono cose di cui ricordo a malapena, ma dovrei andare a leggere, non mi sono preparato su questa cosa. La Chiesa ha fatto di tutto per salvare, guardare e tramandare Platone e Aristotele. Ha fatto Sì. di tutto. I monaci amanuensi a tramandare e a scrivere. Severino Boezio ha tradotto in latino finalmente, no? Cioè, tutto l'impero romano, dal greco al latino le opere di Aristotele, tutta la logica. E per la Chiesa era fondamentale l'aspetto dell'argomentazione, per tutte le discussioni teologiche, filosofiche di qualunque tipo, anche sulla Bibbia stessa, l'argomentazione era fondamentale. C'era la Lex e la Disputatio, dove qualunque testo doveva essere letto e discusso su basi logiche. È qualcosa che uno non si aspetta dalla Chiesa, non se l'aspetta. Mentre gli intellettuali facevano così, poi facevano una guerra contro gli infedeli, loro non se ne fregavano niente se uno era greco o musulmano. L'importante era discutere e argomentare, persino il Saladino, no? Facevano la guerra, ma tenevano rispetto verso i cristiani. Non è come oggi che li vediamo come tutti come dei terroristi e che ci sono dei fanatici totalitario, non inizia a che vedere. Quando spieghi, per esempio, a qualcuno che persone come Georges Lemaitre è stato uno dei padri della teoria del Big Bang, per esempio, ma come, un gesuita? Sì, un gesuita, per dire. Poi il resto sta parlando di mosche bianche all'interno della Chiesa. Una volta Bill Maher, intervistando come si chiama, un astronomo del Vaticano, disse: ma per me un astronomo del Vaticano è come un gay repubblicano. Quello devi far ridere, lasciamo stare, è un gay repubblicano. E però purtroppo la Chiesa, in realtà, per quanto riguarda il mondo intellettuale era così. Poi in realtà le cose uscivano dall'università, tutte le discussioni, anche le cose più eretiche, là erano cacchiamate. Diciamo che dal Rinascimento in poi sono state roghi, le cose assurde, cose pazzesche, perché poi nascono anche le alternative all'università medievale, come l'Accademia Platonica Fiorentina, per dire. Ma erano cavoli amari, il sistema viene condanne, perché poi con il Rinascimento, scoprendo il paganesimo, quindi alcune cose della filosofia antica erano rimaste perdute, perché poi tutto era basato sulle traduzioni che erano disponibili. Per esempio Aristotele era abbastanza noto, diciamo, nel Medioevo. Platone è stato riscoperto nel 400, e tutto è basato sul fatto che, spiego un po' la storia, era questa: il greco si parlava nella zona orientale dell'impero romano, e nella zona latina il romano parlava su Platone, quel popolo che sapeva era Aspetta, il greco si parlava nella parte? orientale dell'impero romano. Poi quando cadde, insomma, l'impero, comunque sia, chi parlava latino parlava latino, chi parlava greco parlava greco. L'unico modo per far passare la filosofia in Occidente era stato tradurre dall'arabo al latino. Quando gli arabi arrivavano in Spagna, vicino praticamente a noi, si potevano, perché poi l'impero arabo era vicino a quello greco, quindi cambiavano opinioni, idee, anche gli intellettuali pochi se ne facevano i problemi che avevano una religione diversa, un credo diverso, poco se ne faceva. E quindi c'erano persone che conoscevano due lingue, si potevano tradurre, quindi furono tradotte dal greco all'arabo, poi secoli dopo dall'arabo al latino, quando poi gli arabi arrivavano in Spagna. E quindi questo è il problema di come praticamente ho perduto. Se dico queste cose perché praticamente oggi stesso ho finito le mie lezioni su Aristotele, che devo tenere a San Giorgio praticamente tutte le traduzioni, e vedendo loro non se ne fregavano niente che Aristotele era un pagano. Il problema era per esempio il discorso sull'immortalità dell'anima, no? Perché secondo l'interpretazione araba, anche se erano in teoria musulmani, loro non credevano nella vita dopo la morte, per dire, perché Aristotele non ci riuscì mai a dimostrare in maniera convincente l'immortalità dell'anima. Io ultimamente sto pensando una, credo sia stata l'ultima disponibile puntata di Faggia Noir. Reincarnazione. No, credo Infierno. Infierno. E ultimamente ho messo in difficoltà alcune persone che hanno delle loro teorie, no, a riguardo, vita dopo la morte, vita non dopo la morte, eccetera, eccetera. Però la teoria di Pascale, per il quale esiste una frequenza e quindi tu in realtà non ti reincarni, ma questa frequenza esiste sempre. E chiunque, cioè lui dice una cosa che secondo me è abbastanza alla fine logica, stranamente, per essere Pascale,
Cioè, se arriva una cometa sulla Terra e distrugge tutti quanti e ne rimane solamente uno, un albero e un uomo sulla Terra, per assurdo, no? Poi, se esiste la reincarnazione, dove minchia si devono andare a reincarnare tutti quelli che sono morti e sono stati devastati, no? Questo è il problema che si è posto quando si è trattato di cercare di interpretare Aristotele, no? Per entrare un po' più platonica, nel senso che il discorso era questo, no? Per Platone l'infinito in atto non esiste, un numero infinito di anime non potevano esistere. Allora abbiamo pensato, beh, magari per Aristotele si reincarna come per Platone. Il problema è per il discorso che non dovevano poi rimanere troppe anime in ballo, in qualche parte si dovevano poi... Il discorso che per Aristotele era ridicola l'idea di Platone della reincarnazione, perché praticamente puoi usare il corpo come un guanto. E diciamo che Platone è un pochino ridicolato da questo punto di vista, perché per Platone, si vede anche dai dialoghi, perché per Platone la verità con V maiuscola non esiste, lui scriveva i dialoghi, scriveva le sue opinioni. In realtà poi, i suoi dialoghi, secondo la teoria di Mario Vegetti, che è morto tipo a marzo, mentre scriveva le lezioni su Platone, Vegetti moriva, io non lo sapevo, intanto devo controllare queste cose, perché il conto è stabilito che Platone è morto 2400 anni fa, e non è che è morto, non può. Quando parli di autori odierni invece devi, secondo la teoria di Vegetti, praticamente i dialoghi di Platone sono frutto della discussione tra lui e i suoi allievi, quindi non è che direttamente Platone se ne usciva un passo e scriveva a caso, discuteva con gli allievi, che la discussione poi veniva messa per iscritto, poi cambiava i nomi come fosse una specie di opera teatrale o quasi, però filosofica. E la teoria di Platone praticamente, quindi dopo la morte morivi, andavi là, vedevi le idee, la verità dopo maiuscola, poi ti reincarnavi a seconda, cioè se eri stato buono, andavi direttamente, poi altrimenti ti reincarnavi, però ti dovevi dimenticare di quello che avevi visto prima, che se no ti comportavi bene per paura del... Insomma, sia il paradiso che l'inferno, e sia la reincarnazione tutta assieme, avere un macello praticamente. Allora, io sinceramente di queste cose della vita dopo la morte non ne ho idea. Se Dio finiremo tutti all'inferno. Alla fine ci sono un sacco di... È l'ultima domanda, anzi forse la prima domanda, perché ci sono un sacco di cose che non sono spiegate. La scienza, diciamo fino a qualche anno fa, la scienza dava un sacco di risposte. Ultimamente invece sta un po' cominciando a buttare un po' di credenze assurde, tipo, che ti devo dire, esistono il multiuniverso con miliardi e miliardi di universi uguali a quelli che abbiamo, la dark matter, come si chiama, l'energia, la materia oscura, la materia oscura c'è, loro lo dicono, però non si vede, non è quantificabile, quindi comunque parlano anche loro di cose abbastanza non quantificabili quanto lo sono altre teorie di altre persone, capito? Quindi è un momento un po' strano per la scienza adesso come adesso. Il fatto è che, come dire, ci sono un sacco di persone appunto che trovano misteri di qua. O l'altra volta abbiamo avuto pure Emaro Biglino che ci parlava delle traduzioni della Bibbia, tutte queste cose qua. Però alla fine poi dice uno, sì vabbè, ma dopo che muori che succede? Quindi siamo ancora... Quella è la prima domanda, diciamo. Ancora nel buio. Sì. E il discorso, per esempio, i filosofi hanno tentato, per esempio, di spiegare, di domandarsi, ma Dio esiste o non esiste? Ma alla fine nessuno, no? Qualcuno ha provato a dare una risposta, ma sulla vita dopo la morte, praticamente nessuno ha mai provato sinceramente, perché veramente come facciamo a sapere onestamente? Non si può morire tipo 2 secondi e poi torna indietro? Non lo so onestamente. Chi sembra essere tornato, esperienze premorte, cose del genere, magari sarà stata una cosa neurologica, ma chi può mai saperlo? C'è una cosa più interessante, non l'ha detta Pascal, ma Pascal, no? Diceva Pascal. La scommessa di Pascal, dove diceva, alla fine, no? Alla fine, cioè tu provaci a credere cristianamente, no? Alla fine, se poi Dio non esiste, alla fine cosa avresti perso? Vita edonistica, così, piaceri puramente non carnali, diciamo, no? Sì. Nel senso, avresti vissuto comunque una vita retta e virtuosa. Se Dio poi esiste, dovresti guadagnare il paradiso. Però, sinceramente, tu ci devi credere veramente, no? Che non devi fare in senso di rischi. Però io non ne ho proprio idea, però anche andiamo proprio nel buio, perché Platone tutti gli altri hanno tentato di dare una risposta sul problema dell'immortalità dell'anima.
ma non sono stati convincenti nessuno dei due. Poi molti altri hanno provato a dire che è immortale, sinceramente non ne ho idea. Io proprio il discorso che non ne ho proprio idea di questo. In filosofia sono più le domande delle risposte. Beh, sì, Questo sì. è il C'è problema. qualcuno che, più di qualcuno, che ha già scritto libri e in alcuni casi sono stati anche provati, diciamo, documentati, che in pratica sono riusciti a contattare delle persone che dicevano di conoscerli nelle vite precedenti, insomma. E ce ne sono un paio che stanno scrivendo dei libri interessanti a riguardo, tipo di una che si chiama, credo, Susan Starkey, però non credo che abbiano fatto già una versione italiana del libro. Però il libro di base parla praticamente di del conoscere le vite passate. Perché naturalmente escono fuori nomi familiari e cose che magari tu non puoi conoscere visto che sei in un altro corpo, fra virgolette, no? Discorso sia per quanto riguarda la reincarnazione, non la reincarnazione, ma riguarda la reincarnazione per l'aldilà, in entrambi i casi il problema grosso è che esiste l'anima, che sei immortale, questo è il problema grosso filosofico Mm. dell'eccellenza, questo è il discorso. In entrambi i casi questo è il problema. Il problema è che non manco mai studiato in vita mia, onestamente, ma non saprei manco dirti nulla, ma manco opinioni di altre persone ti saprei dire sull'argomento. No, a me la teoria di Pascal mi sta simpatica, in un certo Il senso. fatto che se tutti morissimo, poi le anime dove si reincarnano, da qualche parte devono No, pure nel andare. senso che lui pensa che noi siamo solamente delle antenne che prendono una certa frequenza. Se si pensa che Ah, poi tutto l'universo è fatto di frequenze di qualsiasi tipo e genere, anche, che ne so, anche un solido, no? Che questo un oggetto. sì, un oggetto è comunque intonato a una frequenza, questo si ricollega anche a tutte le vecchie costruzioni, gli egizi, etruschi, eccetera, eccetera, avevano qualsiasi monumento tutto intonato in una certa frequenza. Per loro era molto importante. Tipo gli obelischi egiziani sono tutti intonati da 90 a 100 Hz. Sono dei pezzi unici, tutti quanti intonati in quella frequenza. Questa è una cosa che non poteva essere casuale. Ma chissà cosa sapevano loro all'epoca. Alla fine io non farei mai lo storico, manco lo storico della filosofia, perché devi costruire la storia sulla base dei fatti, no? Mm. Di tutte le testimonianze. Guarda, io ho provato, quando ho fatto l'esame di storia greca, tanto per cambiare, per ogni cavolo di evento, la professoressa cioè, è una cosa cervellotica, perché il reperto, la testimonianza di Erodoto e di quell'altro storico, ogni cosa, per ogni evento, brancoliamo nel buio e non sappiamo niente di cosa era successo in quel giorno, in quell'ora, quella guerra, quella battaglia, quella legge, tutti che si contraddicono con tutte le testimonianze. Come fai Mm. andarti a sfidare, no? Noi rimaniamo ghiacciato, per esempio, se Erodoto diceva, noi su che base Erodoto poi aveva sentito dire di eventi accaduti chissà quando, chissà dove. Ma infatti, no? La storia è veramente una cosa complicatissima. Scusa, ma non era anche Platone che si è contraddetto quando lui diceva i libri sono il male e scrivere non serve a Sì. niente, te li devi ricordare tutte a memoria e poi lui scriveva? Certo, sì, questo è uno dei problemi platonici su Platone per eccellenza. Il discorso era questo su Platone, noi ne parlavamo qualche settimana fa. Il discorso dei libri, cosa servono? Il discorso è che la filosofia ha bisogno di interlocutori, il dialogo vivo, quello vero, Sì, il dialogo vivo, la discussione tra le persone, quello che altrimenti stiamo facendo adesso praticamente. più o meno. Cosa che oggi si potrebbe appunto fare, ma anche scrivendo con i commenti, botta e risposta. Che poi diceva, il libro, come fai a rispondere a un libro, diceva. Mm. Diciamo che con Platone cercava questo compromesso, diciamo, perché solo avevano scritto proprio nulla. Il dialogo era una specie di via di mezzo fra la parola viva e lo scritto, e non solo. Cercava di salvare dall'oblio, dalla dimenticanza sostanzialmente, i dialoghi fatti con i suoi allievi. Se non avesse scritti noi non sapevamo nulla, nessuno si avrebbe forse dedicato alla filosofia, non sapeva niente. Fossero conservati questi dialoghi, queste conversazioni, diciamo, un po' come questa, cioè saremmo molto dimenticati, non sapremmo nemmeno che fosse stato Socrate della sua morte, di niente.
Poi il discorso era che in assenza di un maestro il dialogo poteva costituirlo. In che senso? Lui cercava questa via di mezzo per il teatro e il discorso filosofico, nel senso che se tu ti immedesimi come a teatro in un personaggio, per storia del dialogo magari poi la tesi in questione in cui tu ti immedesimi viene consultata dal filosofo e magari cambi idea, capisci che è sbagliato. Poi ti medesimi nel Socrate che faceva sempre la parte del filosofo, anche se non era il Socrate storico, e quindi magari ti medesimi in quello, in lui, e quindi magari capisci quello che Platone vuole portarti. Quindi diciamo c'è questa cosa qui della specie di teatro filosofico, tutti medesimare, perché poi Platone non sopportava manco il teatro, perché il teatro poi ti faceva emozionare, ti corrompeva l'anima, cose del genere, però a tema filosofico medesimavi in un filosofo o in uno dei allievi e magari imparavi qualcosa. Quindi questo era il discorso. Però sono comunque cose molto discusse, molti credono praticamente che il vero pensiero di Platone in realtà era esoterico, non lo rivelava nessuno, sono tesi deboli. Molti credono, scusa non ho capito, molti credono che il vero pensiero platonico non era messo per iscritto, ci sono anche testimonianze, ma in realtà sono tesi molto probabilmente che non viene per iscritto, perché come per dire, vabbè, se te viene in mente un riff, un pezzo, magari non ti piace più, lo scarti, lo sbaglio, così faccio io, non so se lo fai tu, o come con i libri in generale, se ti viene un'idea, no, non mi piace più, ma ti schifo, prendi la cancelli, perché Platone metteva per iscritto tutto ciò che aveva, cioè i risultati delle discussioni con gli allievi, e in realtà se vai su Google tu trovi tutto monopolizzato dalla teoria esoterista di Platone, perché Giovanni Reale la sosteneva. La teoria esoterista? Sì, interpretazione auraristica esoterica, che non regge per tante ragioni, perché Platone scrisse un sacco di dialoghi. Secondo lui sarebbero stati tutti questi dialoghi in introduzione a una piccola, brevissima e scarna teoria. Questi dialoghi si contraddicevano, che non erano conciliabili uni con gli altri, non sistematici, e poi lui parlava di quelle, in parte di quelle tesi che non erano permesse di scritto, un po' corrette nei dialoghi, non è che ne faceva mistero. Poi Platone non aveva niente da nascondere, nella Repubblica parlava di cose come la parità di genere, per dire, che avevano scandalizzato, per esempio, non aveva niente da nascondere, diceva che tranquillamente che non bisognava essere adesso poi più poveri, ma 2500 anni fa, contro l'accumulazione delle ricchezze, parlava di comunismo platonico addirittura, poi era una cosa che valeva soltanto per chi comandava, cioè diceva che chi trova il potere non doveva possedere alcun bene, nei politici nei militari, per esempio, è un'idea, cosa che scandalizzava. E poi quando chiamarono Platone per scrivere le leggi delle città, dicevo, no, lascia stare, questa cosa non la vogliamo, perché si tratta di ripartire i beni in maniera un po' più egualitaria, evitando gente troppo povera, no, non la vogliamo, lasciamo per dire. Ma cosa è un anarchico era? Non era anarchico purtroppo, no, non lo era, cioè non per fare una pulizia anarchico, lui era proprio totalitario. Ogni cosa era completamente, ogni cosa era determinata da, c'era addirittura l'eugenetica per lui, qualcosa di comunque sia scandaloso, anche per noi c'era, ma proprio lui non si vergognava di nulla, non doveva pregare niente che ci ridono in faccia, tipo Aristofane prese in giro anche Platone, la Repubblica, immaginando una quindi quello che stai dicendo prima è non si sa se veramente li ha scritti Platone questi libri di Platone. Li ha scritti Platone, però si basano praticamente sulle discussioni, secondo sulle discussioni fatte in accademia con gli allievi. Ok. Questo è il discorso, non c'era nessun messaggio segreto, nessuna dottrina segreta, anche perché per tante ragioni forse poi non c'era nessun rituale segreto a cui accedere, non c'era un'iniziazione. No, invece prima di Platone e Socrate ancora c'era questa cosa, Pitagora e Parmenide per esempio, c'era ancora Erico, il discorso più grande diceva Platone, si dice che Platone mise davanti all'Accademia a chi non sa niente di matematica non entra qui, ma non si sa se è vero. In realtà Platone era abbastanza la matematica, molti aspiranti filosofi se ne scappano davanti alla matematica, viene insegnata male a scuola e viene fatta odiare ai ragazzi. Sì, viene insegnata male la matematica, viene insegnato male l'inglese
Viene Madonna, insegnato male la la musica storia. mi ha insegnato un cacchio, ma la gente, veramente i ragazzi, a proposito di Matrix, no, e la taverna, Sì. praticamente voglio dire, adesso insegnato un sacco di cose, la musica classica, la musica folk, la storia del rock, la storia del jazz, no? Vedrebbero con occhi diversi la musica pop commerciale di oggi. Mm. Veramente no, il fatto che il prigioniero della caverna non si può manco girare, non può che vedere quello che sta davanti. Io sto davanti i soliti 2 o 3 cantanti, le solite 2 o 3 canzoni. A te non posso non piacere quelle 2 o 3 canzoni. Mi cazzo c'è un mondo intero al di là di quello che ci viene mostrato poi dai mass media. Poi giustamente non posso farti vedere questa musica esistente, non posso, no? Giustamente. Cioè, perché è impossibile, però cazzo per accettare. Oggi c'è il web, puoi cercare un sacco di roba strana. Io sono reso conto, no, che la musica che uso di più è semi sconosciuta. A questo punto vedo, senti, gli Zeppelin io non praticamente Qua, devo sentire, secondo me. Dimmi tu. qua c'è un discorso particolare che ha un tizio, un neuroscienziato chiamato Daniel Levitin. Sì. Ha scritto anche, penso, sono stati tradotti su libri in italiano. Ha scritto su cosa causa la musica al cervello umano. E lui ha fatto un simposio di praticamente qualsiasi tipologia di musica e qualsiasi tipologia Addirittura. di effetti che fa sui neuroni e tutte queste cose qua. Spiega la differenza dell'altezza dei suoni, dell'intensità, tutte queste cose qua. E lui è arrivato a un certo punto che ha detto, io mi ricordo quando in America il rock era totalmente proibito perché i genitori pensavano che i figli erano i figli di Satana se ascoltavano il Mamma mia. rock. Non perché c'era del heavy metal, stiamo parlando degli anni 60, parliamo proprio del Certo, rock and roll. Perché li vedevano che si scatenavano come se come dei fosse dannati. una danza tribale. E in realtà lui dice, questa storia del rock viene proprio dal tribale. Siamo partiti dal tribale in Africa, poi Sì, ci siamo sparsi in tutta l'Europa e poi siamo arrivati in America, eccetera, eccetera. E in America è nato il rock da la mistura, diciamo, di tutte le etnie che sono arrivate in America praticamente. E è nato fuori il rock che comunque ha delle basi anche tribali. Lui alla fine ha fatto un piccolo, diciamo, percorso e ha detto, guarda, siamo partiti dalla musica tribale in Africa, siamo arrivati al rock, abbiamo sperimentato al massimo col metal e mo torneremo anche al tribale, c'è un ciclo continuo culturale. E dice, infatti, sono le musiche che fanno sentire più come una famiglia i fans di queste musiche. Cioè, se tu vai a un concerto di musica metal o un concerto di musica rock, c'hai meno rischi che ti succede qualcosa di quando vai in discoteca mamma o mia. se vai a sentire musica. Hai capito? Un concerto di Guarda, musica. io qualche volta, qualche concerto ci sono anche stato, no? Là con le persone tranquille ci si parlava, si discuteva, anche persone che non conoscevi, non sentivo quell'altro album, perché poi noi il processo, no? Diceva Platone, no? Il successo solo tu non lo puoi guardare, non finisce, non è che esci da Carena e finito là, infatti il discorso di liberare gli altri, ma non è che finisce da... Non finisci mai di studiare la musica e di conoscere cose nuove, no? Sempre, poi non è che devi uscire da una caverna e dentro un'altra e ti metti di nuovo i paraocchi, non finisce mai, magari quando ci discuti cose nuove, scopri tante cose, magari, oltre la birretta non si andava, cioè la discoteca veramente e non Beh, puoi sì. sentire un cavolo, veramente un Ah, frastuono, che hai poi colpito, veramente come hai detto tu, hai colpito proprio nel centro perché credo che il libro si chiama Questo è il tuo cervello quando ascolta la musica, ma penso che il titolo originale si chiama Your Brain on Music, qualcosa di questo genere. E lui comincia proprio il libro dicendo non dovete pensare che sapendo come si comporta il cervello rispondendo alla musica, non dovete pensare che poi perdete interesse nella musica, perché la cosa continua sempre di più, cioè diventa sempre più approfondita. Più ti immergi dentro questo mondo qua e più finirai praticamente a perderti. Cioè perché parecchi hanno paura di leggere queste cose, perché dicono sì, ma poi se leggo, capito, perdo il gusto di ascoltare la musica. E invece non è vero perché praticamente ti apre, come dicevi tu prima, degli altri mondi. Eh
Sì, comunque a proposito di queste cose qua più scientifiche, io ho conosciuto una persona, che non so se tu la conosci, non so manco se la posso menzionare, cosa mai, che si occupa di psicoacustica, che è un musicista, un chitarrista classico, tra l'altro, professore e tutto il resto, simpaticissimo. Sì. Questo qua si occupa proprio del processo proprio di come cose sulle armonie, ma anche dal punto di vista proprio delle frequenze, vibrazioni, insomma un casino con il cervello anche. Spiegava prima del perché ci sono degli accordi di assonanze e dissonanze, delle cose che è difficile poi il cervello umano poi concepisca come brutte. Ci sono delle cose, poi le cose più strane e virtuose come dissonanze, cose esempi di cose stranissime, nel tempo con l'abitudine, magari uno se non le sente mai queste cose, se uno non le sente è sempre strano, brutto, cacofonico. Questo è anche il discorso. Io sono partito ascoltando musica strana, no, più che musica pesante, musica strana tipo i Dream Theater, no? Sì. Magari a un certo punto della storia non smetto di fare musica decente, però e voglio dire, io sono partito così ad 11-12 anni, c'era proprio l'abisso per me, no? Chi faceva il solito 4 quarti, i soliti raccordi, ma sentivo proprio c'era una differenza qualitativa, anche la musica power ballad, le canzoni melodiche, rock per esempio, folk per dire, si sente proprio c'è questa differenza, suoni non campionati, meno finti, meno sintetici. Poi scopri che esisteva l'autotune, ma tu vai a spiegare a una ragazzina di 11 anni che ascolta certa musica, dico non sa cantare perché c'è l'autotune, mi ricorda tutte le suonature che usano per fare parodie su internet, per fanno morire delle risate, no? Fanno parlare un politico, mettono l'autotune con una canzone e quel politico sembra che stia cantando, non sta cantando, fanno così con i cantanti normali, e poi fanno cantare il playback, poi il disco salta e quella parafiguraccia che si vede che sta cantando il playback, ma la gente non smette di continuare a dire ma è brava quello. Poi ovvio, io posso dimmi tutto. No, vai. Poi io quando avevo tipo quell'età ancora per un periodo ho continuato ad ascoltare quel tipo di musica, però a un certo punto non c'era più la stessa cosa. Poi il discorso non era tanto sentire musica pesante a tutti questi, io sento musica di tantissimi tipi. La cosa agghiacciante è che veramente la mancanza di libertà di scelta, poter scegliere qualunque tipo di musica, ascolti quelle 2 o 3 canzoni, e questa è la cosa che è unitore. Poi ci sono gruppi come il tuo che fanno cose spettacolari, o gruppi, che ne so, quello di cui parlavo prima, iniziassimo a registrare, no? Di uscire di quella persona, per dire, non so se posso nominarlo, per dire, insomma mi dicono come dice, non puoi pubblicizzare il mio disco con le tue idee strane, per dire, no, uno potrebbe dire questo. Sì, ma magari dopo, quando finiamo, quando confezioniamo l'episodio, poi mi dici come si chiama, magari lo chiamiamo anche a lui. Ah, sì. Ma chi? Quello che ha pubblicato questo disco? No, quello che hai detto prima di psicoacustica. Sì, era un suggerimento, tra l'altro. Sì. Questo per dire. Interessante. Questo discorso qua più scientifico, veramente è una cosa, perché a scuola faceva cose strane, vabbè, però adesso facciamo un tango, vero, più leggero, io proprio una cosa più complicate, perché veramente la nostra mente è proprio strutturata. Poi faceva delle cose strane sulla pubblicità, faceva vedere cose sulla pubblicità, come le musiche delle pubblicità sono strutturate in modo tale, cosa che io definisco la musica in questo modo, no? L'arte dei suoni e l'arte della libertà di espressione. Il problema è che se tu sei limitato dalle esigenze discografiche, il produttore dice fai questo e non fai quello, il pubblico vuole questo e non quello, ma anche quando c'è bisogno di arrivare alla corporation, basta un tizio di un locale che ti rompe, no, che palle, no, le musiche le fate voi, no, così non usare manco la distorsione, no. È un discorso molto sentito di questi tempi, parecchio ampio come discorso, però se pensi al fatto che per me sarebbe, io non sono per esempio vegetariano o vegano, no? Non so chi mi deve convincere per poter andare a mangiare roba vegana o vegetariana. Per me è davvero difficile pensare pure di cominciare a immaginarmi che io mangio roba del genere, capito? Quindi vedendolo da questo punto di vista, queste persone che non hanno accesso a un altro tipo di musica, è come se praticamente per loro sarebbe un invito troppo sconveniente. Quindi a loro sta più nella loro zona di comfort, con quella musica che già ascoltano nei supermercati, nell'ascensore, non lo so.
Però Dimmi. è un po'... perché a volte, per esempio, io suono, sai, no? E mi sono trovato tante volte a suonare solamente per i musicisti. È una cosa che non mi piace molto. Capisci cosa voglio dire? Cioè, per me preferisco colpire diciamo, nel cuore di qualcuno, al di là di se fosse un musicista o meno, che non far contenti invece solo quelli che suonano. E poi veramente, cioè, per me l'arte è anche un'esigenza, no? Che poi tu per lo scultore, il pittore, quello che è, l'esigenza ti vuoi proprio sfogare, liberare, no? Puoi esprimerti artisticamente, no? È una cosa che devi fare, che uno si sente, no? Allora non puoi venirmi a opprimere, comprimere, come devo dire. Ma per esempio, anticamente, per esempio, i vari Michelangelo, Leonardo, scannavano con i committenti. Michelangelo mandava a quel paese persino i cardinali per dire, quando dicevano no, non devi fare questo, non devi fare quello, cose assurde, no? Sì. Cose assurde, Caravaggio, addirittura, cioè, cose spettacolari, ma i committenti rompevano, perché poi loro venivano, cioè, per sopravvivere venivano pagati per fare le loro opere, dove c'è qualcuno che li pagava, doveva stare per forza, se no non mangiavano, non bevevano, come devo dire. E poi si rompevano. La storia per esempio, della cappella, no, scusami, della Piazza San Pietro, Sì. più o meno questa. Michelangelo l'ha progettata, l'hanno costruita, nessuno, dopo che è morto, per evitare che Michelangelo si incacchiasse come un bue, la modificarono, fecero un pastrocchio e fecero un sacco di cose per rimediare. Il danno era fatto oramai praticamente, perché avevano allungato la navata, non si vedeva più l'altare e non si vedeva più la cupola. Se è stato a Roma forse avete notato, non si vede bene la cupola. Sì. Ha comprato un macello, ha messo il baldacchino, giochi di colori, luci, di prospettiva, guarda, con Piazza San Pietro stessa. No, macello lo combinano perché avevano rovinato il progetto per appunto di Michelangelo, che poi era rinascimentale, basato sulle proporzioni, la perfezione, la matematica. Per dire, la libertà dell'artista è un diritto proprio. Beh, non lo so perché c'è quella musica che si sente adesso in radio o per le strade o nei supermercati, non credo più neanche sia musica, cioè nello stesso senso in cui lo era 30 anni fa, cioè nel senso è come se prima era pizza e ora è diventato panzerotto, cioè non è proprio sono due cose totalmente diverse, cioè non c'entrano l'uno con l'altro. Perché, Vabbè, per esempio, se io sento una canzone e dico wow, sta canzone mi mette energia, no? E, e però me la devo sentire, non lo so, al volume massimo, o me la devo sentire con un bel paio di casse, no? A chi invece è nato adesso, oppure che sta adesso nei suoi 15 o 20 anni, a lui basta anche sentirlo dalle casse dello smartphone. Quindi questa è una cosa veramente assurda per me. È come se certo. invece di mangiare tutta la pizza ti stai mangiando solamente un pomodorino da sopra. Prendi sento un pomodorino e ti mangi e la pizza la lasci a parte. Dici, sì, io mi Come ascolto. sarebbe, come sarebbe la differenza tra la pizza surgelata del supermercato e la pizza presa a Napoli, per dire? Quello Sì, sarebbe, il mio pensiero sarebbe quello. Io sono, per anche. esempio, io che ho quasi 26 anni, il mio gioco preferito da piccolo fondamentalmente erano i nastri. Che fosse i nastri delle musicassette, o del videoregistratore, nel modo Ah, i negato, non è nastri. stato... Sì, sì, no, nastri. Se fossero delle musicassette, dei videoregistratori, io ho smanettato con quella roba per tanto tempo, tutto che era una radiolina di un marchio, insomma, non la radiolina con la cassetta potevo registrare, fare un sacco. E io registravo, incidevo, cantavo, registravo, facevo finta di essere un giornalista. Qualcuno dovrebbe averci conservata, ma dovrebbe essersi monetizzata da tanti anni, non ho idea se possono ancora essere utilizzabili. C'è il discorso purtroppo, poi sono passati in poco tempo il CD MP3, il primo iPod, molto da cellulare, da YouTube.
io ho saltato l'unica cosa, ho saltato il vinile, non ho avuto modo di ascoltare un vinile in vita mia, anzi una volta soltanto, il mio primo disco dei, come si chiama? Quando ho sentito il Black Sabbath, anzi di Osborne da solista, fu un ragazzo che non ascolta manco musica rock, mi faceva sentire un disco, però qualitativamente non era nulla di che, no, scusami, quell'album è bellissimo per carità, dagli Iron Maiden, ma proprio la qualità dell'impianto, insomma, era quella che era, purtroppo non ho avuto modo di essere stato benissimo, però per una volta sono così, quindi non ho idea di la qualità degli video di cui si parla. Poi mi ricordo benissimo il famoso video Pascale spiega perché l'iPod è una fregatura. Pascale? Pascale spiega perché l'iPod è una fregatura, non facendo un video del genere. E certo, noi infatti non ci accorgiamo manco del fatto che ci fregano le frequenze. Io quando scoprire mia figlia dicevo, ma perché devo usare qualità transcendentale, cacchio era per convertire i CD, per avere meno spazio nell'hard disk, insomma, era un sacco di CD. No, io recentemente ho ascoltato musica su degli speaker decenti e mi ero dimenticato com'era ascoltare musica. Mi ero totalmente dimenticato, dici, mamma mia. Però sì, questo è il discorso. Infatti non sai quante richieste di musicisti incazzati sto avendo per fare degli episodi di Chiacchiera Radio che parlano solamente di questa questione. Però un po' bisogna, come dire, essere un po' pazienti perché è un periodo dal punto di vista artistico decadente. Miracoli non... Infatti penso che il podcast... Secondo me adesso il podcast è diventato il rock come lo era negli anni 60, perché non in Italia, però in tutto il mondo, da tutte le parti, la gente ha spento la radio, ha spento la TV e ha cominciato a buttarsi tutti quanti sul podcast. Lo sto facendo anch'io in questo momento. E parlano di... Sì, ma YouTube, Spreaker, iTunes, qualsiasi piattaforma. Siti internet, no? Tipo, che ne so, fagianotti.com. E mettono tutte le puntate. Secondo me è diventato diventerà sicuramente il nuovo rock. Perché tutti quanti che vanno sul podcast vogliono parlare di qualcosa di interessante che interessa magari, cioè di quello che stiamo parlando noi due adesso magari non interessa a 1000 persone, però a uno di quei 1000 forse potrebbe essere interessato, dice cazzo c'è un posto anche per me nella società. E quindi sta cosa del podcast in tutto il mondo sta causando veramente problemi al mainstream perché è senza controllo. E YouTube, se noi cominciamo a bestemmiare come porci, YouTube ci chiude, sicuro. Però a me non me ne frega niente. Però ovviamente una volta che ti chiude YouTube, poi ti vai a mettere da un'altra parte, cioè non è quello il problema. Però capito, secondo me il nuovo rock, anche se non c'entra niente con la musica, perché ci sono solamente persone che parlano, però il nuovo rock è diventato proprio il podcast, perché è una rivoluzione totale di tutte le persone interessate in qualcosa nella curiosità, nel sapere come funziona il mondo, cioè non solamente quello che ti sputa la TV o la radio dalla mattina alla sera. Cioè ti dicono 5 notizie, là è morto quello, Berlusconi ha fatto questo, la NASA sta lavorando, boom, queste sono le notizie della giornata, non c'è altro da sapere. E comunque nei libri di scuola si pensano che le piramidi sono ancora le tombe dei faraoni. Questa è la cosa ancora più assurda. Cosa che è stata totalmente già smentita. Però non possono farlo perché ci sono troppi libri stampati che devono cancellare dalle scuole, ovviamente. Questo è un argomento che non conosco. Dicevo prima, il storico non lo potrei mai fare. Fare un sacco di cose. Ho fatto adesso un mini rap per la questione che secondo me il nuovo rock è diventato il podcast perché è una cosa rivoluzionaria. E non importa, per esempio, l'altro giorno un amico mi diceva ma non è che dura troppo se arriva un'ora e mezza. Ho detto, guarda, io se sto lavorando, sto facendo alcune altre cose e devo ascoltare delle cose che mi interessano, le ascolto pure per 2 ore di seguito, non me ne frega niente. Se uno ascolta solamente 5 minuti e poi chiude, cazzi suoi, cioè mica possiamo convincerlo a sentire tutto, no? Però bisogna dare opportunità a chiunque, c'è qualcuno forse che se lo vuole ascoltare fino alla fine, quindi va bene anche quell'uno. Io quando suono e ho 2 persone nel pubblico,
o ce n'ho 100, io suono alla stessa maniera. Non è che se ci sono solamente 2 persone nel pubblico dici ah che palle, solamente 2 persone. Non so. Una volta sai che mi hanno detto a Lecce dovevo iniziare a suonare con un gruppo grindcore, quindi pensa a musica estrema, sì. Wow. È roba estrema, e in realtà ci sono 2 prove e poi purtroppo problemi, insomma i gruppi così sono. In realtà è un gruppo già avviato, peccato, cioè arrivai io e non è che è stato tutto per colpa mia, penso così, non mi hanno detto perlomeno, però una persona spiegava che è un genere di nicchia, no? Perché non cambiate genere? E in realtà non cambiamo genere, sono diventati ancora più pesanti di prima, e quindi che lo fate a fare se non c'è nessuno? Piace da dare il cuneo, non deve fare quello che vuole. Se dovresti tipo incidere domani su un disco, no? Sto scherzando, ho comprato già la scheda audio, io non so cantare, però voglio dire, no, scheda audio, io compro un piccolo preamp, insomma, per poter registrare in casa. Io devo fare una cosa tipo folk, faccio una cosa tipo folk, devo fare una cosa tipo heavy metal, hard rock, faccio quello. Sono limitato soltanto al fatto che non so suonare proprio, sono una schifezza. Questo è il discorso, no? Però cosa che faccio, anche se purtroppo sono limitato da questo. L'importante è che non mi limito col cervello mio. Poi se sono limitato del fatto che sono uno scabucchione, io mi impegno e cerco di migliorare. Questo è il discorso. Sono libertà dell'artista, l'esigenza dell'artista di esprimersi, voglio dire. Poi se uno piace, se uno piace, non piace. E poi, che possiamo farci? Ma c'è così tanta roba, no? C'è tanta musica, guarda che veramente uno non si può, perché peccato proprio di limitarsi a due artisti. No, se uno piace la musica soft, c'è della musica soft, se uno c'è della musica diciamo più elettronica, anche se io non la conosco proprio, ci sono persone che so che si impegnano a volerlo fare, no? Con il rap anche, il rap nasce dall'improvvisazione, non lo ascolto, però ma non puoi limitarsi a quei 2 o 3 artisti che vanno di moda oggi, poi domani te li dimentichi. Noi dopo tanti anni parliamo ancora di Jimi Hendrix, non ce lo siamo mica dimenticato, e fra quanti anni, voglio dire, mi ricordo, ma scusate, ma i Tokyo Hotel, i dati, vi ricordate, io perché ero un ragazzino, di gruppi. Beh, diciamo che dopo il 96 l'industria ha cambiato, sì, infatti, la morte, diciamo, a parte di Cobain, anche della musica grunge, ha cambiato totalmente tutto il sistema. Sì. Infatti dal 2000 non mi ricordo nessun album che ho detto porca Eva. Anzi, devo essere sincero, l'ultimissimo album dei Metallica mi è piaciuto davvero tanto. È come se sono tornati a scrivere canzoni come una volta. Però non ho avuto piccola gioia di sentire niente dopo Saint Anger. Lo so, parecchi hanno fatto così, però ho paura proprio, ma anche con altri gruppi Metallica, scusami, ovviamente, no? E Iron Maiden, per dire, no? Sì. Di sentire, no? Di nuovo, poi a questo punto io poi stavo sempre mi sono reso conto a un certo punto, conoscevo fondamentalmente musica underground, le basi me le ero perse completamente, conoscevo gruppi di cui mi sono dimenticato, un sacco di roba interessante, no? Per esempio, io conosco molto a proposito di Grecia, un gruppo chiamato Holy Martyr, originale della Sardegna, c'era un album stupendo, e dopo di quello ho sentito qualche promo, qualche cosa, forse ancora più l'album di prima, forse a Milano, roba stupenda, era tipo heavy metal, epic metal, nulla di pesanza, nulla di complessità, per dire, molti gruppi che ascolto io sono italiani, sconosciuti, che pubblicano in Creative Commons, tipo qualcosa del genere, tipo in Underworld, non so. Fanno musica parodistica, però veramente c'è caspita, adesso musica un po' più seria, sarebbero mostruosi questi qua, poi avrebbero avuto idee, capirai. C'è un sacco di roba interessantissima nell'underground, semi-underground, ma che caspita, questa gente che dovrebbe stare altro che andare, sarebbe un insulto per loro andarci, perché ci vanno a fare? Ma guarda, è così un casino che una volta, giusto per scherzo, volevo provare a vedere se esisteva un gruppo che si chiamasse Mucca Pazza. L'ho trovato. Ho digitato Mucca Pazza su Google, mi è uscito un gruppo. Cioè, e non erano anche italiani, cioè erano pure americani. Vabbè, diciamo che oggi vuoi cercare un gruppo come cacchio lo trovi. Infatti impassa proprio con questo, mi sa che si chiama Francesco Ippolito, che vuole fare anche lui un podcast a riguardo proprio di questa storia. Un altro Francesco. Sì, un altro Francesco. È il terzo dei podcast tuoi. Mi sa che è il terzo Francesco.
Proprio perché lui si incazza di questa storia, che dice ma com'è possibile che quelli che cercano Guarda, di fare... Beh, sì, gli altri sono destinati tutti quanti a... È un altro tipo di business di quello di 30 anni fa. Quindi questi che stanno adesso tutti usa e getta, li usano per un anno, fanno un talent e poi l'anno prossimo prendono un altro, fanno il talent, eccetera, eccetera. L'underground che dicevi prima tu, cioè, in realtà in Italia non è mai esistito. Devo tornare ai tempi di Litfiba per pensare all'underground italiano. Adesso sì, c'è qualcosa, ma non sorpassano, che so, i 3.000 o 4.000 fans per regione. Quindi dobbiamo sempre ripensare, che ne so, Vasco Rossi, a Ligabue, e non stiamo parlando di underground, stiamo parlando sempre di infatti. mainstream. Quindi non è mai nata veramente qualcosa di proprio potente, diciamo, come lo fosse, che ne so, il grunge in America. Lo so. Io per esempio cambio andare ai concerti vedo questi ragazzi qua ma no, bravi cacchio, e poi sai che non una volta a un concerto mi sale la depressione, stavo guardando un gruppo che si caspita, no? Ma ne va, cioè, mi pensa che prima ne vale la pena studiare per imparare a suonare, tanto se mai non dovessi imparare a suonare, cosa vuoi che io faccia? Non farò mai nulla di completamente originale perché sono sempre legato ai miei maestri, no? Forse dove libertà di espressione, creatività, sono legato ai miei maestri, sono legato a questo, a quello. Poi se salirò sul palco una volta in vita mia sarà tanto, io sono salito un paio di volte così, sono apposta per il mio attuale insegnante di chitarra, insomma, un paio di volte ho fatto una canzone 2 volte, me l'ha fatta suonare, perché non avevamo avuto tempo per fare un'altra. Per dire, mi sa per dire, ma che cazzo, questi ragazzi dureranno, pubblicheranno almeno un album e poi cosa? Poi Mm. scoprire per esempio, un esempio banale, no? I Hellbound di Castellaneta, tu li conosci? Hellbound di Castellaneta, io penso di averli sentito nominare, Allora, ma... Hellbound è un nome inflazionato per un gruppo, soprattutto heavy metal. Questi ragazzi qua di Castellaneta, che si abbiano fatto non lo so, hanno pubblicato un demo, un EP, un disco, non me lo ricordo, heavy metal tradizionale, anni 80, parlando di anni 80, Mm? ma chissà chi cacchio fosse. Non... Poi ci sono lo fatto semi-leggendario degli Electric Hills americani, secondo i quali no, nel 74 avrebbero pubblicato un album, il cavolo di album era, se lo senti non è possibile che è del 74, sarà di 10 anni dopo, Mhm. quindi era degli anni 80, quindi inventarono questa cosa qua per poter riesumare un vecchio disco degli anni, però bello, un bel disco, esattamente, per dire, senti queste nicchie pazzesche, dici ma chi sono questi? Oppure penso vai per esempio il demo del quello che secondo metalarchives.com sarebbe stato il primo disco brutal death metal, il gruppo polacco nell'86 avevano fatto questo disco, non era proprio brutal death, ma era comunque un death metal, black metal abbastanza spinto, Sì. ma delle perle dice ma chi sono questi, che fine hanno fatto, ma io dico ma che peccato, cioè, vengono, cioè, se uno che poi con una persona che tra l'altro mi ha diffamato in live 2 volte, un youtuber molto 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 seguito, perché praticamente dice ma ragazzi lasciate stare underground, che so che cretinate, c'è una cosa di qualità e fisiologico che emerge, mi dispiace ma se non c'è nulla di nessuno che ti pubblicizza, non vai avanti, perché io qualunque imprenditore anche piccolo, se non pubblicizzi la roba non vai da nessuna parte. Mm. Come fai a conoscere una cosa che non viene pubblicizzata? Per dire, ma come nel dentro Matrix dentro la Repubblica di Platone? No, una cosa non c'è davanti agli occhi. Non è che tu Sì, non ti sì. giri per guardarla o non vieni liberato da Matrix o dalla caverna di Platone, per dire. Tu non potrai mai sapere manco che esiste, ma anche se tu esci fuori, c'è un mondo intero straordinario che deve dentro Matrix, vabbè, esci fuori di Matrix e guerra con le macchine, ma nella Repubblica di Platone c'è un mondo fuori poi. Le due cose sono le due interessanti, sono contraddittorie, perché o esci fuori c'è la guerra con le macchine, il mondo sta fuori da Matrix è brutta, o fuori da Matrix, dove fuori dalla caverna c'è un mondo intero. Le cose in realtà, a seconda delle circostanze, essendo metafore, possiamo anche vedere le circostanze cosa ci potrebbe insegnare, diciamo. Effettivamente, se tu esci fuori dalla tua cameretta, lo puoi fare anche se stai dentro con il computer, per esempio, io che esci fuori, basta che non ti metti col cellulare, per dire, proprio così carte anche fuori, miliardi di gente che cammina, Mm. curva con il cellulare in mano, purtroppo. Se ti rompono su WhatsApp non è che non puoi ignorare fino a un certo punto, purtroppo. Mm. Però il discorso è che
ci si può informare, si può interessare con Spotify, adesso alcune cose di YouTube, c'è un sito, ci sono dei certi siti per esempio sulla musica pubblicata in Creative Commons, c'è tanto di roba veramente per tutti i gusti. Questo significa però che uno può pubblicare delle schifezze. È un rischio, però devi cercare e cercare. Per esempio, non è questione per forza il metal, poi mi ha accusato di essere chiuso mentalmente, ma io dico, no, ci chiude mentalmente che ci si limita sulle due canzoni che al momento la radio ti passa, questo è il discorso. Ma peccato, io quando avevo tipo 12-13 anni, per esempio delle medie, la gente diceva, ma queste due non esistono. Come non esistono? E che io queste canzoni, i Queen non esistono, come non esistono i Queen? Ma tu stai scherzando? A quei tempi c'erano di moda i blu, ricordi blu? Oddio, sì, com'è? Sì, quella si ispirava a di Mercury e Elton John come cantanti, ma tu almeno sai di chi stanno parlando, sai dire non esistono i Queen, senza Elton John, Michael Jackson e come manco dire non esiste nient'altro di fuori. Una volta una sua vecchia conoscenza, poi ti dico chi è, un professore ai tempi di musica delle scuole medie, insomma, poi Sì. tu lo conosci e ci fece giocare, siccome non ci insegniamo un cacchio a scuola di musica, suonare, niente, non ho detto niente, cacchio, poi racconterò se avrò l'occasione di cosa ha combinato una volta questo fatto qua. Io ci giocare nomi cose città animali a scuola con il tema musicale. Io mettevo nomi di gruppi che nessuno conosceva per 13 anni e contestavo, scusa, ma esiste questa roba? Adesso ho avuto il smartphone all'epoca, che magari a cercare su Google. Esistono, non è che non esistono. Sì, certo che esistono. Nomi di generi musicali, nomi di artisti. La musica classica non sapevamo niente perché non ci insegnava niente. È peccato. Poi una persona viene a me e dice, vabbè, che cambia? Ascolta soltanto metal, ascolta soltanto pop, ascoltare solo musica classica. Cambia che se ascolti solo musica classica tu conosci tutto ciò che è stato musica dalla notte dei tempi fino al 1900 almeno. Ascolti solo metal, ascolti un'infinità di generi musicali pazzesche, forse anche vero, che poi ti porta, come detto all'inizio, a ascoltare un'infinità di sottogeneri e a conoscere musiche magari. Io mai mi sarei aspettato di amare la musica celtica, la musica popolare salentina, per dire 10 anni fa, o di ascoltare il jazz, per esempio. Cioè io non vivo abbastanza per ascoltare tutta la musica che esiste nel mondo. Una volta una ragazza mi aveva scioccato quando stavo facendo delle ricerche sulle origini della musica. Quali sono state le prime musiche mai composte nella storia? Musica primitiva, sentita, certamente. Questa ragazza mi aveva scioccato, ma tu sei pazzo? Sì. No. Ragazza qua metallare diceva lei di essere. E io, che questa musica primitiva? Perché com'è nata la musica? Quelli sicuro non hanno plagiato nessuno, che poi scopri con delusione che grandi artisti hanno copiato anche molto certi casi, no? Purtroppo, e c'è anche la delusione. Beh, sicuramente. Sicuramente se abbiamo le musiche più antiche della storia non avranno copiato nessuno, mi spera, perlomeno. Non avranno mica copiato il canto degli uccelli, perlomeno, per dire. Soprattutto dopo il fatto che hanno trovato un flauto fatto da un femore, credo. Fatto da un femore, quindi però i buchi erano messi a punti che potevano far emettere i suoni della scala. Però il problema è che sto femore è vecchio di 40.000 anni. Una cosa interessante sulla scala, no? C'è il discorso sulla musica microtonale, a me si è aperto un mondo. E poi ce l'avevamo sotto gli occhi. Quando facciamo i quarti di bending, quando la chitarra non è perfettamente accordata, usiamo la leva del vibrato sulla chitarra. Sì. O lo slide, il bottleneck, come cavolo si chiama. Cioè, si può suddividere il tono al di sotto. Cioè tutta la musica mondiale, scusami, no, è stata microtonale, tranne quella occidentale dal Rinascimento in poi. Cioè la scala con i 12 semitoni, come conosciamo noi oggi, è una convenzione nostra. E quindi le cose agghiaccianti, quindi le tonalità, le musiche orientali, il sitar, insomma. Sì, infatti strane. Si pensa che loro riescono a... Sai che loro sono molto più... hanno molto più facilità nel fare meditazione, perché sono nati già con queste multiple frequenze da quando sono bambini. E quindi non hanno hanno meno, diciamo, schermaglie per come si è cablato, diciamo, il loro cervello.
quindi riescono a colpire la zona della meditazione molto più velocemente di quanto la colpiamo noi europei, perché siamo, diciamo, stretti in questo 12 note, capite? Do, do, diesis, re, diesis, mi, fa diesis, eccetera, eccetera. Che poi io non ne capisco di queste cose, no? Però sentivo persone che capiscono di fisica, che secondo la teoria delle stringhe tutto l'universo sarebbero corde che vibrano, qualcosa del genere. Poi non so se è una Sì, serie sì, no, no, il fantasiosa. fatto di riconoscere la musica occidentale, quella più che altro la musica che è nata poi, come dicevi tu prima, nel periodo rinascimentale, dal Rinascimento in poi, è proprio, diciamo, limitata dal tono, il semitono, questa distanza, diciamo, quella che ha creato la famosa, no? Cioè, scala del pianoforte, tutti i tasti bianchi e i tasti neri, insomma. Io ho Invece visto il sì, microtonale hanno ovviamente note che non sono presenti sul pianoforte e servono tutti questi strumenti strani, il sitar, il buzuki, tutti questi. Però se tu ascolti questo tipo di note fin da quando sei piccolo, allora il tuo cervello viene cablato in una maniera totalmente differente di uno che nasce in un ambiente europeo. allora faccio esempio banale, no? Ho pensato mio nipote che sta interessato un pochino alla musica, due nipoti, uno piccolissimo, l'altro già ha 5 anni. Sì. Vogliono dei bending, dice, Dio, perché sta suonando male? Per dire, no? Non è abituato i bambini a sentire cose del genere, eppure intanto poi dice, papà, fammi sentire le canzoni con la batteria, sarebbe rock praticamente, anche qualcosa di Però un pop, bambino no? pignolo, Sentire le canzoni con la batteria. Vabbè, ora spero di far dare un po' di lezioni, ma ho un po' più grande almeno, spero. Quello che impari, anche perché, voglio dire, abbiamo troppi chitarristi, soprattutto scabucchioni, batteristi non ci abbiamo proprio, è difficilissimo trovarne purtroppo. Beh, a parte questo, no? C'è il discorso sui microfoni. C'era un ragazzo che mi ho scoperto così per caso, c'era un ragazzo praticamente, un ingegnere turco, cioè più o meno la mia età, praticamente costruire una chitarra classica con questi tasti, alcuni con tasti fissi, altri sono tasti mobili, per poter fare i microtoni, risposta, fare delle cose pazzesche per Sidon qua sulla chitarra, perché io essendo di Istanbul, credo, comunque turco, è in mezzo tra l'Oriente e l'Occidente, la filosofia nasce in quella zona, è ancora posta dell'Asia minore praticamente, no? Perché c'è proprio un incontro tra le culture. Ora suonare sulla chitarra la musica orientale, no? Con lo strumento occidentale la musica orientale, come fare? Ma sono cose pazzesche, io non so se dove essere questo ragazzo. Io, sono cose che secondo me a livello conservatorio non ti insegnano, secondo me, non lo so, magari tu lo sai, sicuramente lo sai meglio di me, che sei diplomato, voglio dire. Beh, no, nel conservatorio si sente poco di musica indiana. Musica microfonale, lui è turco in realtà, ma è pazzesco, poi lui cambia proprio i tasti, li impostava, li frammentava, è pazzesco. Ma se mi dici, ma caspita, no? Quindi l'idea secondo cui che noi sono 7, bugia, no, è bugia, non sono 7. L'idea è 7. I semitoni dove li metti, i microtoni dove li metti, gli accordi dove li metti, l'intensità e la durata delle note dove li metti. Io una Non volta ho sette. fatto un esperimento e ho preso la sequenza di Fibonacci, Fibonacci. famosa, e l'ho applicata sulle frequenze le frequenze sonore. E è uscita fuori una scala veramente. Ho poi costruito un sistema armonico attorno e gli accordi che sono usciti fuori erano veramente, sembravano figli di un film horror. Ma che bello! Comunque, la Ho persona che fatto dicevo prima, questi esperimenti strani, è particolare, però ovviamente, stavi dicendo anche prima, in quel libro là di sto sì, Daniel il Levy, neuroscienziato, sì, ha detto, per noi sembrano tristi per esempio alcuni accordi spagnoli, però siccome loro sono nati dove già si suonava con gli accordi minori, per loro sono allegri, per quello poi è nato il flamenco. se pensi che Quindi pizziche nostre, sì, ai cose nostri, minori sono allegri, no? sì, ma al nostro Dimmi. orecchio l'accordo minore sembra accordo triste, invece l'accordo maggiore sembra allegro. Invece per loro l'accordo minore non dà questo senso come dire, di nostalgia o di tristezza. Per loro è come vita l'accordo minore, perché sono Sì, nati sì, proprio in questa cultura.
comunque una persona che vi dicevo prima che conosce la psicoacustica, insomma, il professore, si è parlato anche di Fibonacci, che uno mi chiede Fibonacci. Dai, mo mi dai il nome. Allora, io il nome, io comunque Mo che sia chiudiamo conosco, mi dai il nome. sì, conosco comunque sia chi mi ha messo in contatto, cioè con chi queste cose, perché io in quell'occasione praticamente io tenni una lezione sulla filosofia e le neuroscienze e poi adesso qua l'altro giorno tenne sulla, insomma, una cosa interessante, così io iniziai a condividere il sapere a queste persone di questa associazione. Poi ognuno sa cose diverse, insomma, poi ci sono persone esterne, macello, e io se in difficoltà posso anche chiedere, ma non so se mi farà problemi per una cosa del genere. Ma è stato straordinario illuminare, perché avesse potuto filmare o registrare quello che diceva, ma è stato così straordinario, perché della serie va come noi siamo imprigionati praticamente dalle convenzioni, dalle abitudini, insomma, di come la nostra maniera di sentire i suoni, ma anche dalla nostra fisiologia. Beh sì, che poi si torna sempre al tuo discorso iniziale della caverna e del più o meno, diciamo, sì. Sì, ma quando prendi la lezione io su Matrix la caverna, feci analizza tutto il testo della caverna, feci con confronto con con le scene del film Matrix, che 2 ore e mezza a parlare solo di questo. E poi mi hanno chiesto di tornare un sacco di volte, ma non fu la prima volta che parlai per la prima volta parlai dell'appuntamento cervello, ma un argomento che dopo tanti anni, mamma mia. Quell'argomento? La prima volta che parlai perso di loro era il rapporto mente-cervello, ma ah sì, forse oggi non lo rifarei perché c'è tanta di quella roba, poi dal 2014 a oggi, sono 4 anni, mamma mia, un sacco di tempo. Io ho preso a prendere da poco, forse 2015, quando parlava di sta cosa qua. Poi dopo quella volta tutti quanti chiesto di tornare, un sacco di volte, ma come fanno a capire quello che dicono non l'ho mai capito. Io da solo quando parlo non mi capisco. Uno deve parlare di Platone, di tutte queste cose. Ma io tutti i venerdì vado a San Giorgio a fare queste direzioni. al Fides, prima, vero? Io so vabbè. solamente una parola in greco. Qual è? Non ridere. Agamisu. Che dovevi ridere? Non lo so, però so che significa Agamisu, so che significa vaffanculo. Non lo sapevo, ma comunque considero il greco moderno è diverso che antico, lo anche so, se nel greco moderno anche hanno lottato per il dialetto, nel senso che c'era la lingua popolare, la demotichi, la lingua del popolo, che era osteggiata, praticamente imponevano una lingua più purista, più tutte le leggi in televisione istituzionalizzata, ma alla fine lottarono affinché la lingua parlata dalle persone stesse. Come l'italiano per noi invece di parlare il dialetto pugliese praticamente. Una cosa del genere. O perlomeno una cosa simile con il latino e il volgare, diciamo, che tanti di ieri diceva, ma perché dobbiamo parlare per forza il latino, che la lingua come sta morendo, tutto rispetto per il latino, cioè, ci dobbiamo vergognare, diceva, di parlare il volgare, nel suo caso. Che poi da lì sono stati paradigmatici, no? Dante, Petrarca e Boccaccio, e poi questo Manzoni, che è una milanese, che si deve poi si sposi, qualcosa che si avvicinasse un po' di più ai fiorentini, quindi non si capiva, non si capiva. Le persone parlavano il volgare locale, da Montano, parlavano il fiorentino, il milanese, perché purtroppo l'italiano, diciamo che fuori di questa internazionalizzazione, diciamo che l'inglese è certamente utile e comodo, l'italiano sarà come il dialetto per qualche anno, dovrei pensare, non lo so, si perderà, forse. Wow, italiano come dialetto fra qualche anno è una cosa che non ho mai pensato potesse perché accadere. se dovesse diventare la lingua mondiale, internazionale, poi alla fine le lingue nazionali rimarranno come per i dialetti. Alla fine poi cosa rimarrà del dialetto nostro, il dialetto vero e proprio. A meno che il discorso è questo, no? Proprio tu che non sei più in Puglia, sì, e che vuoi ancora parlare di nipoti, il fatto di questa cosa, la nostra regia forse vuole vedere neanche il dialetto, a questo punto, perché il fatto spesso di voler, poi nascono anche movimenti localisti, indipendentisti, che poi ci sono dei vantaggi e svantaggi, poi ma poi le reazioni nascono dai movimenti, dall'internazionalizzazione, dalla globalizzazione, possono anche nascere per reazione, per anche al contrario,
indipendentisti, che possono anche avere un senso, ma anche no. E quindi l'idea del dialetto, mamma mia, è una cosa comunque, c'è tanta storia, cioè, tu ti ricordi quei vecchi video che facessi sugli origini del dialetto latino e greche? Io ho trovato un sacco di parole, tipo lucantro, no? In greco significa, cioè, è una parola greca praticamente. Sì, Can- c'ho cantaro. ancora quel libro con me, lo custodisco in maniera veramente gelosa. Ma nei commenti io ti ho lasciato una piccola lista di parole extra, no? Trovate, ad esempio, Sì, mi ad ricordo. esempio il greco, no? Ad esempio, l'utampagno, no? Il tappo, nei piedi dal greco, il Eh, lucauro, il paguro, no? Si parla del greco. Questa cosa qua mi è nata, una signora stava, ma il nostro dialetto che è dal latino, alcune parole erano completamente del latino, lucu popdo, oppure craitis, scritti per dire, no? Piscriddone, Dal latino. sì. E io ho scoperto un sacco di parole del latino, poi il libro da tuo, mamma mia, macchiato, c'è cose che non avrei mai immaginato. No, quando io ho letto Magliatus, Malleatus, sì. Malleatus, Un crapone castrato, capo- cos'era? Madonna. caprone castrato, là sono morto. Ma Poi veramente ti comunque, cacciavano dalla dalla biblioteca della sì, Vespa. penso che esiste ancora, c'è una, Certo che esiste, ci passo ogni settimana, no, ogni settimana no, quella purtroppo. circolare, no? Quella Ci passo specie a spesso, forma vicino da circolare. spesso. Ci passo spesso da vicino e dovrebbe, qualcosa c'era dentro. Qualcuno ci va, a Bestat, voglio dire, la Sì, biblioteca della Bestat, esatto. Bestat, E io perché ragazzi, ci entravamo sempre sia quando facevamo filone che quando non facevamo filone. E prendevamo i libri più strani, cioè che ne so, la storia delle mutande, no, la storia della droga. Io prendevo sempre un libro di ipnosi, quindi no, quelle che stavano lì e che ricevevano tutte queste richieste, dicevano ma che cazzo succede qua ogni tanto? E poi quando abbiamo trovato sto libro siamo fatti cacciare una ventina di volte perché se lo sì, leggi bene, ricordo che il libro è il libro di Cosimo 40, se lo sì. leggi per bene sembra veramente che la fonetica, cioè prendi uno di Milano e glielo fai leggere, sembra che parla in dialetto nostro praticamente. Ma io questo è niente. Io conosco, c'è una persona monteparanese emigrata in Polonia, tu pensa, Mm. tornando praticamente, in Polonia arrivò una lunga storia praticamente, dove era monteparano e parlava qualcosa del dialetto se la ricordava. Cioè il dialetto monteparanese parlato in accento polacco, questa mi Wow. mancava, proprio il top. Comunque di recente a Monteparano, a proposito di dialetto, si è parlato, io ho scritto un libro sulle canzoni folk, canzoni e poesie folcloristiche monteparanesi, Mm. tipo poi e dintorni, sai come il folklore gira, Sicuro. si tramanda, e poi un suo collega, era un maestro di matematica, un suo collega poi ha scritto un altro libricino sulle leggende, sulle monteparanesi, di Astrocche, no, ci sono entrambi da qualche parte praticamente, sono cose interessanti, veramente cose interessanti. Poi consideri, il Baggianotto è molto simile al monteparanese, Parecchio. il 99%. La caratteristica del monteparano è che noi usiamo il verbo essere un ausiliare, non diciamo c'è additto, c'è ditto qui, per Ah, c'è dire, noi diciamo dito. c'è additto, per dire, una cosa sembra solamente monteparanese, non so se lo dicono anche gli altri. No, Usiamo c'è dito, forse Lizzano un po', pure San Giorgio forse un po'. Sposto San Giorgio più vicino, Lizzano di Difesa è diverso comunque sia. No, è totalmente diverso, sì, sì. Sì, Però già iniziamo. sul caso di C'è Ditto mi sa che dicono pure là. Però sì, sì. Parecchio, Che a poi, parte queste cose, parecchio simile, Monteparanesi e Faggianotto. voglio dire, noi abbiamo una definizione, noi che il dialetto è il nostro, pugliese, sarantino, salentino, che cos'è? Boh, non avrei proprio idea io di come classificare il Su questo nostro dialetto. libro, infatti, c'è scritto influenze francesi, influenze longobarde, influenze greche, latine, cioè c'è un casino proprio della Madonna. Comunque, Francesco, prima di Si è fatta notte praticamente, va. Io non no, ho cenato per parlare con te, guarda, prima, mi sono nutrito delle tue parole, veramente erano tanti anni che non ti sentivo, e tanti anni che non ti vedo, l'ultima volta che ci siamo visti sono stati una decina d'anni fa,
quando tipo Roberto Esperto teneva la band, delle cover band dei Queen, suonavano a Monteverano, tu stavi, ci incontravamo 5 secondi, tu stavi già a Perugia all'epoca, ma Dio mio, una decina di anni fa, credo. Sì, io quando ero magro praticamente. E Dimmi. Dicevo prima, sì, ma mo va a mangiare, mi raccomando. Certo. Vatti a nutrire. No, veramente senza mangiare è rimasto? No, qualcosina, ma metà pomeriggio, voglio dire, ho mangiato qualcosina. No, mi interessava di più veramente parlarle con te, perché a parte che ero nervosissimo, no? Dopo fino aprile, dopo... Ma immagino. Mamma mia, cioè dopo, a parte io sono timidissimo, non avevo manco il coraggio di chiederti, ma posso parlarti di Platone? No. Della serie, va. No, vai tranquillo, perché io ero proprio... non avevo minimamente in testa che sarebbero arrivati ospiti del genere. Io pensavo più di farlo come stiamo facendo io e te adesso, con qualsiasi tipologia di persone, che o si sta scrivendo una tesi, un libro, o ha delle idee, vuole parlare di qualsiasi cosa, no? Poi sto lavorando comunque. è arrivato, infatti, mo ne parliamo, è arrivato questo che ha fatto il libro Mondadori, poi Tony, poi ho detto cazzo, qua... Quindi oggi mi sono un po' più rilassato anche. Certo, io sono agitato invece, perché è vero che mi ero preparato dalla vita, queste cose qua avevo già parlato, ma non davanti a YouTube, voglio dire. Considero che YouTube io sul simulatore vocale, tanto 20 visualizzazioni faccio, che cacchio che devo fare? La gente sta guardando i gameplay. Non te ne preoccupare, tanto comunque, come ho detto anche agli altri, questa è una cosa che si vedrà col il lungo andare, insomma. E Mauro, certo. Quella di Mauro è andata bene perché lui ha già un sacco di followers che lo seguono. Però col tempo, fra 6-7 mesi, cominceremo a vedere i frutti di questo podcast. Prima di confezionare, stavo dicendo prima. Certo. Dimmi cosa c'hai in progetto, dove ti possono trovare se qualcuno vuole sapere qualcosa riguardo di quello che ti stai occupando. Allora, io ho un account su YouTube dove tanto pubblico qualche stronzata, ma io sto lavorando, cioè mi sto attrezzando per poter registrare la mia musica dentro casa, purtroppo. C'ho un mezzo progettino con un altro ragazzo, che a parte le mie idee, c'ho tutte le sue. Io sto lavorando, diciamo, quando non studio per il concorso per diventare insegnante, dovrebbe tenersi a fine anno, cerco di scrivere un saggio, ma cose che non c'entrano niente con queste di cui abbiamo parlato adesso, più relative alla politica, insomma. Relative alla politica, però diciamo che io poi non sono sui social, a parte YouTube come social media, diciamo, siamo una social, però è un social media, non è un social network. Sì. Io fondamentalmente, a parte quello, per il momento faccio le cose molto a rilento, tutta la vita mia è come una ruota in salita, praticamente, risale dalla strada, purtroppo faccio il triplo della fatica. Vabbè, tranquillo, non ti perdi niente sui social. Lo so, guarda, mi sono eliminato da Facebook nel 2010 per tante ragioni, per cui il cyberbullismo, di cui anche parlato sul canale, insomma, purtroppo è un macello, a parte il fatto che veramente è un sistema dannato, ma guarda, in teoria forse la gente si mette in curia, ma legislare, il problema è quando scusa, i nostri dati dei suoi, insomma, i nostri dati di cronaca recente. Il discorso è che io sto lavorando, sto attrezzando per comprare questo cacchio di preamp, perché l'audio ce l'ho, ma non mi basta per registrare le cose. Appena scende il mio amico da Milano, vediamo un po' se mettiamo su questo, ci mettiamo a registrare la nostra roba, quindi per essere aggiornati. Quando hai finito, mandami qualche cosa così magari faccio lo sentiamo. Com'è? Certo. Sì, qualcosa fatto con i MIDI ce l'ho già in video privati su YouTube, però questi come video privati, per così nessuno li sente, perché poi sai com'è, no? YouTube c'è comunque sia il Creative Commons, una serie di licenze, anche YouTube licenza YouTube standard, serie di licenze, li dovrebbe proteggere, però messi privati che fanno schifo, tutti fatti con i MIDI, perché non possono ancora registrare in maniera decente, a parte con il cellulare per il momento. Beh, sì. Esterna non mi permette di usare la distorsione, posso usare il mio amplificatore, a parte il fatto che mi cacciano di casa, purtroppo. Diciamo, un valvolare da 30 watt che è sufficiente per farmi cacciare da casa, ma non che la chitarra classica.
anzi pure la elettrica dentro di istruzione per farmi cacciare da casa. Quindi per il momento sto lavorando un po' di cose, facendo un po' di fatica. Vabbè, cosa devo fare? E poi ogni venerdì, se non mi sbaglio, al Fides a San Giorgio? Fides sì, ma è una cosa sì, per una cerca relativamente ristretta, ma faccio questo cavolo di cosa. Oggi ho finito l'ultima lezione, l'ultimo PowerPoint dell'ultima lezione, dopo di questo da domani posso dedicarmi di nuovo a studiare le cose per la fine del concorso. C'è una fila di libri pazzesca che ho, io dico, mamma mia, e poi alcuni libri mi mancano, perché l'università mica mi hanno insegnato tutto, anzi. Considera che io non ho mai utilizzato Wikipedia per le cose universitarie o scolastiche, sui libri c'è molto di più di quello che avevo sul web, anzi come dicevo prima, spesso anche tendenzioso, cose che sui libri mi spiegano perché sono delle cavolate, ad esempio la lettura di Platone, avaristico esoterica, è dominante sul web, in italiano perlomeno, tutto su questo, il conto altare, la teoria che dovrebbe smentirmi, non capiamo praticamente niente, a malapena c'è la pagina di Wikipedia di Vecchetti. E vabbè, quindi io la situazione è drammatica, non posso dire sto facendo quello, questa situazione è questa legge, sto lavorando a un bel po' di roba, spero di riuscire a cogliere le risposte veramente importanti. Ho preso un sacco di quelle idee, ma io veramente ho abbozzato un sacco di quelle cavolo di cose, di riff, canzoni, idee per saggi, cose del genere che io veramente essendo disoccupato praticamente non avrei il tempo, ma non avendo i soldi sono un casino, quindi spero che veramente riuscire ad uscire, cacchio di gioco di parole del cavolo, riuscire ad uscire da questa situazione. Sicuramente intanto faccio qualche risata da Pascale, che lo so, e là si trova sempre mamma mia, qualche risata, non ti preoccupare. Va buono. E niente, mi auguro. Fammi sentire, manda quando avete registrato qualche cosa appena possibile, veramente. Io non c'ho mai il coraggio di uscire a suonare per strada, tipo a Taranto, per qualsiasi fare tipo per strada, che veramente dovrei andare in giro con una busta di plastica in fascia per non farmi guardare su quanto sono brutto, per quanto sono di merda, purtroppo così non è. Suonavo meglio quando tenevo 12 anni, ad esempio io studio a scuole medie, che capirai, per dire, non ho imparato in classe, è frustrante, però mi sto impegnando veramente. Quindi appena possibile ti mando qualcosa. Va bene. Però, sperando di non perderci di nuovo di vista, cioè i contatti, che no, sto qua. Tanto il numero ce l'hai, internet ce l'hai, certo. Il numero di casa quasi ce l'hai, quindi... ho perso, che poi... Vabbè, ho capito. Va buono. Vabbè. Niente, tanto comunque chiacchierato diciamo non finisce qua. Se si continua la situazione, forse ne facciamo anche un'altra fra 20-30 episodi, chi lo sa. Vabbè, poi magari proprio qualche altro spunto, se c'è qualcosa di pertinente, quello che ho già studiato, perché come ho detto prima, se una cosa non la so, non te la posso mica dire. Beh, certo. Le cose che so, non le so, perché poi già so che non so un cavolo, figurati, se poi a dire mezza parola ti rendi conto che ti può fare questa immagine. Vai tranquillo, quindi, insomma, vabbè, è stato veramente un piacere enorme, è stata un'emozione risentirti, che tu manco delle immagini. Piacere mio. Che mi prendeva in giro, che tanto non ti menzionavo, che ma c'è sta innamorato di Roberto, non dico questo, però io nel fumo invece di ascoltarmi le canzoni, altre volte le ascoltavo io condanna di Biasa per dire, io quando avevo anche la bocca per dire che non riuscivo a non ridere, io gente che cazzo da YouTube con il cellulare mi Biasa. Tra l'altro ti devo passare pure quella canzone Aiutami Città Muerto. Madonna, te la devo passare, quando avevate il sito io a parte vi vedevo FG8, Lupagianotto in versione integrale in continuazione, tempi dell'esame di maturità, non lo scorderò mai questo dettaglio, e mi sentivo il Dio alla croce, sono pensato in continuazione, mi senteva ecco aiuta, mandati, eccetera eccetera. Io credevo come un deficiente, e vabbè, e i tempi dell'esame di maturità, o forse erano i tempi in cui vabbè quello è il periodo comunque ero 19 no, ci vuole tanta passione. A proposito di Vive la Croce ci vuole tanta passione.
Ci vuole la passione di Cristo. E vabbè. È dura congedassimo stasera. C'è una fame bestiale, quindi io vorrei Vai. andare, ma non Vai tranquillo. vado ma non voglio andare. Quindi. Oh, niente, ci sentiamo alla prossima e ci becchiamo No. su YouTube. E mo mi dai, Grazie. un po' che chiudo, mi dai il nome di quella... Nominativo di Sì, quella sì, sì. persona là. Va Vabbè, buono. io ti ringrazio per tutto, grazie per avermi dato la possibilità di esprimere qualcosa, mi sono un po' sfogato, ti ho risentito dopo tantissimi anni, quindi grazie. Vai facile, Continua come si su dice. sulla musica, su tutto, con un dialetto, con qualsiasi cosa, veramente, che mi fa lasciare delle risate, mi fa emozionare un sacco, con la musica tua, con le parodie, con dialetto, Pascale, eccetera, eccetera. Poi ovviamente quando uscirà la puntata voglio sentire Pascale cosa dice a proposito di Platone e queste cose qua. Che sta dice? Non ne ho Pascale? idea, non ne ho minimamente Comunque idea. saluto a Pascale, mi raccomando. Va bene. Ci sentiamo presto allora. Alla grande, voglio, vai facile. Magari. Ciao. Ciao. Questa era la chiacchierata con Francesco Caforio. Era un po' teso, un bel po' teso, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma, va. Vi ricordo che il prossimo ospite sarà il comico Giorgio Montanini. E un'altra cosa che volevo menzionare è che il podcast non è solamente limitato alla lingua italiana. Ci saranno alcune puntate dove si parlerà solamente in dialetto pugliese in questo caso. E addirittura alcuni episodi saranno in inglese, perché alcuni ospiti sono appunto sono di altre nazioni e quindi l'unica lingua che possiamo usare sarà l'inglese. Quindi questo è l'unico podcast al mondo che non è bilinguale, ma è trilinguale. Rendetevi conto, fuori da capo. E niente, adesso chiudiamo come al solito col pensiero di Pascale e vi auguro a tutti un buon fine settimana se è fine settimana, un buon inizio di settimana se è un inizio di settimana. Carne. Ma sto Platone era questo? Perché capito? Platone. Non è che dice che lo chiamavano Platino, cioè poi Platone. Sarà una piacere purpietta questo qua. Comunque qua, se ho capito bene, qua sto Platone è praticamente la versione di Morpheus dello passato, però senza la chiave da sole. Da poco che dicono, tutti si preoccupano della vita dopo la morte, ma c'è stai prima invece della vita. Cioè non pensano mai alla vita prima della morte. Tutti dicono, ma dopo la morte è prima della vita, dove cazzo stavi? Ah, voglio, io rimango sempre fedele alla teoria mia della frequenza. Perché, capito, è così. Stai una frequenza, non usiamo l'antenna, capito, questa frequenza. Non può morire pure 250, ne rimane uno sopra la terra, piglia sempre questa cazzo di frequenza. È della frequenza che tiene tutte le memorie delle cristiane, i dialetti, capito, le storie, le puttanate. E niente, come disse Srogate, com'è che si chiama? Srogate, Srogate, no? Srogate disse, io saccio di non sapere.